Sarà quel che sarà, questa bellissima canzone la dedico a Alberto e Vittoriana. Guardate qua, non so se riuscite a vedere qualcosa, è molto buio, che ieri hanno festeggiato, eccola qua, guardate i 70 anni di matrimonio. Guardate questo bacio che questi due novantenni si danno, guardate che bella questa foto, con quale foto apriamo questa mattina, con due diversamente giovani che si baciano affettuosamente, amorevolmente, dopo 70 anni di matrimonio. Grazie di questa foto, grazie ad Alberto e Vittoriana Pirollo, e qui abbiamo Gigi Pirollo, che non poteva mancare, il figlio più vecchio, che festeggia, che ieri ha festeggiato questa meraviglia di matrimonio, ma soprattutto festeggia, ecco, la storia, l'amore. Ecco, qui veramente si festeggia l'amore. Tutti da loro, perché 70 anni di matrimonio sono veramente tanti, veramente tanti. 70 anni li ho io, adesso sto arrivando io, e sinceramente vederli ancora adesso, quella foto che ho fatto l'ho fatta di nascosto, loro non si sono accorti. Però è tanta cosa, dovremmo noi giovani imparare da loro a capire che cos'è l'amore vero, e quello che ci hanno dato è tanta roba. Allora Gigi, io ti ho invitato questa mattina, oltre a congratularmi con te per questa bellissima esperienza che stai facendo, avendo la fortuna di avere i tuoi genitori ancora con te, non è cosa da poco, no. Ma soprattutto che idea ti sei fatto su quello che sta accadendo nelle nostre strade, su questi incidenti pazzeschi che abbiamo assistito con questi mezzi elettrici di nuova generazione. Prego Gigi, cosa ci vuoi dire? Allora, abbiamo avuto diversi incidenti, quello peggiore è stato quel pullman che è caduto, e sinceramente lì finché non ci sono i report definitivi preferisco non esprimermi, perché si fa presto, tutti fanno presto a dare colpe, ma poi bisogna vedere, ci sono chi fa di lavoro, va in cerca della scatola nera di questo e quell'altro stato e poi daranno il loro giudizio. Logico che riguardo al primo incidente, l'elettrico, lì che cade e prende fuoco e non riescono a spegnerlo, mi vengono dei dubbi. Ma io non è che sia contro l'elettrico serve, ma non abbiamo prima di tutto le infrastrutture, non in Italia, nel mondo, perché per caricare una macchina, adesso sì, stanno facendo batterie, ma se entriamo su questo argomento andiamo a rischio di litigare con qualcuno. Preferisco non litigare con nessuno. Cioè l'elettrico è delicato ancora, ma non siamo ancora preparati. Non siamo ancora preparati. Io non voglio fare pubblicità negativa all'elettrico. L'elettrico in città è perfetto, ma a 30, 40, 50 all'ora al massimo. Quando cominciamo a girare su strade o extraurbane, i consumi sono diversi, e poi vediamo che non sono ancora a livello sicurezza al top. Abbiamo visto, ci sono dei video che girano, occhio, di macchine che prendono fuoco e non riescono a spegnerle. Anche noi nelle corse in macchine, nei rally, abbiamo l'ibrido. Perché spiega, per chi non ti conoscesse, tu cosa fai, Gigi? Io corro in macchina, la mia professione è correre in macchina, e da quest'anno è il 49esimo anno di corse. Ho fatto anche una gara di storiche, visto che sono vecchio, però nel campionato italiano ed europeo la settimana scorsa ho fatto secondo e terzo assoluto nell'italiano, terzo nel campionato europeo, con Cunico. Ma abbiamo un'idea di quello che può essere le corse in macchina. Sulle mondiali, il campionato del mondo, usano l'ibrido. Le prime macchine solo, le macchine ufficiali. Però l'utilizzo dell'ibrido è quello, l'assurdità, cioè ibrido puro, cioè quindi l'elettrico puro, su una gara di 500 km lo usano
3, 4, 5 chilometri. Che utilizzo è sta roba qua? Fermo perché salutiamo anche la dottoressa Mirella Zambello, collegata da Rovigo, Presidente Buongiorno. Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. Buongiorno, buongiorno dottoressa, grazie Buongiorno a di voi. essere qui Buongiorno, con noi Mi sentite e bene? veramente grazie perché lei rappresenta in questo momento delicato nel nostro paese il settore più delicato dove veramente c'è un ascolto per le persone in difficoltà, anzi ci dovrebbe essere, ma coi mezzi che avete, dottoressa, io non so come fate a rispondere a tutte le esigenze del territorio che sta invecchiando, che diventa sempre più fragile e non ci sono risposte. Prego dottoressa e grazie ancora. Beh, intanto buongiorno, l'inizio della vostra trasmissione è stata meravigliosa, quella coppia che festeggia l'anniversario di matrimonio. Questo dà un segnale di quello che a cui dovremo tendere tutti, cioè migliorare la qualità del sistema dei servizi proprio per fare in modo che le persone anziane, saranno sempre di più, perché i dati statistici della nostra popolazione questo ci dice, no? E quindi cercare che stiano al meglio per quanto possibile dal punto di vista sanitario, ma anche supportati da un punto di vista sociale e relazionale. Ecco, lei diceva bene, siamo inseriti in tanti servizi come professione, come assistenti sociali, nei comuni, c'è una forte percentuale di presenza nei diversi servizi dei comuni che si occupano di anziani, di famiglie, di minori, di stranieri, di bambini, di disabilità, in stretta connessione anche con gli assistenti sociali, gli operatori che lavorano nei servizi delle aziende sanitarie e inoltre anche con quelli che lavorano nelle case di riposo, i centri servizi cosiddetti, perché in particolare per la popolazione anziana diventa sempre più urgente sviluppare i servizi territoriali, non solo le strutture ospedaliere importanti, i servizi residenziali importanti, ma tutto ci spinge verso il potenziamento dei servizi domiciliari e qui certamente tutto l'ambito sociale è importantissimo per evitare che ci siano di ricoveri precoci o quantomeno ritardare il più possibile l'inserimento nelle strutture solo quando per motivi di salute vi è la necessità. Ecco, questo, già adesso c'è questa tendenza, ma servirebbero più risorse, come un po' lei accennava, un maggior numero di operatori professionisti nei territori perché rimanere nelle proprie abitazioni adattate, supportate con una rete adeguata di servizi e anche magari nei territori dei centri diurni dove potete trascorrere il tempo in maniera stimolante con gli operatori che sanno affrontare le esigenze della terza età o anche della non autosufficienza. Ecco, questo è l'obiettivo a cui dobbiamo tendere, ci sono le normative che ci danno questi orizzonti di politiche sociali e anche noi come professione cerchiamo di impegnarci nei tavoli di programmazione, ma sicuramente accanto alle famiglie che sempre di più vengono ai servizi a chiedere aiuto. C'è tutto il tema dei familiari che non devono rimanere soli nella cura delle persone non autosufficienti. Ecco, intanto mi fermo qui se lei ha piacere di sviluppare il discorso. E ha spiegato anche molto bene, dottoressa. Io so cosa vuol dire perché avendo un banco solidale capisce bene dal 2010 la realtà che io tocco con mano tutti i giorni con questa trasmissione, con gli orti sociali, dove vedo però, dottoressa, non per colpa vostra, ma l'abbandono del diversamente giovane. Perché noi parliamo molto di giovani, di psicologi per i giovani, di aiuto ai giovani, hanno passato la pandemia, poveretti, però io mi accorgo che forse dovremmo supportare in uguale misura anche il diversamente giovane, quello che ci ha fatto diventare grandi con la spina dorsale dritta, perché era un genitore autorevole, non autoritario, era un genitore che sapeva usare il bastone e la carota, era un genitore che con poco, perché non avevano neppure da mangiare, sfamava 5-6 figli, dava il meglio di sé. Adesso hanno tutto e non hanno niente, ma la solitudine di questi genitori, di questi nonni, pochi ragazzi li vanno a trovare, le case sono diventate piccole, ma abbiamo avuto le RSA, facile scaricare
il nonno, lo zio, il nipote, ecco, perché è così quello che vedo. E non è possibile perché, come ha detto lei, dottoressa, c'è una popolazione che sta invecchiando, dovremmo aver dato servizi alle persone, non cemento, infrastrutture, ma più servizi alla persona. Forse qualcuno in Europa non ha spiegato bene come siamo presi, perché non tutta l'Europa è uguale, ognuno ha i propri problemi. Forse i nostri onorevoli in Europa, se forse si rendessero conto di portare avanti tematiche importanti, non saremmo presi in questa maniera. Gigi Pirollo, anzi abbiamo Rinaldo da Venezia, poi passiamo la parola a Gigi. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Saluto il pilota e anche la dottoressa. Al pilota, mi avevo un zio che correva con la scuderia San Marco ancora, 50 anni fa, guarda, gli passai. E andavamo in Villa Coidumen a fare i pranzi, ancora all'epoca. E dopo la dottoressa saluto con piacere perché vedo che lei è un'appassionata d'arte e arrammirò attaccarsi il muro un punto in più, perché a essere appassionati dell'arte deve essere il cuore per dare qualcosa di più agli altri, con il mestiere che fa, e scusa se mi permetto. E dopo daremo da mettersi in testa che il mondo va avanti lo stesso, con tutti questi problemi. Torno in Dio dai 40 quando sono nato qui, ma non siamo in Dio, ma siamo andati avanti, e il mondo ce l'ha evoluto. Tutti i problemi che hai giovani adesso, col tempo senz'altro li risolve, perché c'è tanta gente come voi altri che danno a mano a diventare grandi, mi tutti sbarazzini, anche i politici, 3/4 poi andare a cambiare mestiere, ma non c'è anche qualche dunque che volendo a darmi la mano. E allora, quello che se io parlo agli altri, mi ho 56 anni che sono sposato, sono giovane, sono frutero in confronto a quel signore. Ma io non ho nessun problema con mia moglie, nel senso che quando avevo andato da qualche parte andavo, ma non perché sono il pallone, perché mi lasciava andare, perché non facevo niente tema. E allora bisogna parlare dal lato positivo, perché se incominciamo, ma mi fa mal qua, ma come mi scade a cambiare, non so cosa fare, non ti va avanti, mi scade a cambiare, e ne faccio dove piccole, e ti trovi il sistema, come che fai la gente adesso? Perché non vedi tutti ti scheppano in giro. Si arrangia, la gente ha voglia di vivere, no? E in questo mondo che viviamo bisogna essere sempre, voglio questo, voglio quello, bisogna dire tranquilli, accontentarsi di quello che si ha, e se siete cresci dopo anche, fa un fiare carità, un fiare di opere buone, ma senza far tanto un ciasso, ti aiuti gli altri e ti vedrà che il cuore non ti fa più male. Il mal del cuore sparisce. Grazie Rinaldo, devo correre Rinaldo, sei sempre lungo, dici cose vere, ma purtroppo devo interromperti perché devo andare avanti con gli ospiti. Comunque grazie della telefonata, di quello che hai detto, sempre preciso. Allora Gigi Pirollo, come diceva il nostro Rinaldo, anch'io con mia moglie questa fortuna, la fortuna però è finché non ti succede niente, nel momento che questi ragazzi escono, che tu esci e ti trovi delle persone tutte le mattine che decidono di farsi le proprie regole anche nella strada, capisci bene che non andiamo da nessuna parte. Con tutta l'informazione che viene data, e non possono dire che non sono fermati, la segnaletica da rispettare, nessuno la rispetta, zero, anzi autovelox, condanniamo gli autovelox, 30 all'ora, ma come si fa ad andare a 30 all'ora? Ma è impossibile, dico, ma non si può. Ecco, tu cosa vuoi dire? Perché ognuno si fa le proprie regole. Eppure allora, adesso stanno arrivando delle sanzioni, codice più severo, multe salate, arriva la stangata per i cellulari, che poi ne parleremo. Prego. Allora, parto da un concetto che una volta avevamo molto più rispetto ed educazione. Adesso non esiste più né rispetto né educazione. Zero. Zero. Devo ringraziare i genitori che ci hanno educato in una determinata maniera, le scuole erano diverse, cioè adesso non si può dire niente, cioè il professore non può più dire niente agli alunni, cosa che non esiste. Una volta non potevi fare giustamente più di tanto, dovevi star zitto, seguire la lezione, adesso tirano le freccette, ma dove siamo arrivati? E il professore non può fare niente? Questa è mancanza di educazione nei confronti non solo del professore ma di tutti, basta vedere le baby gang che ci sono in giro,
Cioè, che cosa? Non riesco, io giuro non riesco a capire. Io sarei molto rigido su questo, molto molto rigido, però bisogna stare attenti anche a quello che dici e fai, meglio stare zitti, come te l'ho detto, tante cose purtroppo è bene non dirle, perché io sarei molto duro su questo, perché l'educazione e il rispetto delle persone è la prima cosa che devi avere. Dottoressa, l'ascolto, il rispetto, soprattutto il rispetto che però deve essere di ambedue le parti, perché io purtroppo racconto, oppure sentiamo anche telefonate, che non sempre nei servizi sociali c'è l'ascolto che dovrebbe essere, vuoi perché veramente sono sommersi di lavoro, vuoi perché sono in pochi, e soprattutto, a mio avviso, dottoressa, e lo dico sempre, non è possibile che i servizi sociali chiudano il venerdì alle 13, alle 14, non è possibile in un momento dove l'ascolto dovrebbe essere 24 ore su 24 a 360 gradi, visto anche le associazioni che si sono rimboccate le maniche e si sono unite anche per dare questo ascolto, perché non ne andiamo fuori. Ecco, basta vedere i femminicidi, basta vedere tante cose che forse non sappiamo più a chi rivolgerci, perché anche se facciamo la denuncia, avete visto, io vorrei capire cosa è successo con questo braccialetto elettronico, se qualcuno me lo spiega, che è riuscito a manipolare o non è stato controllato, non so, ma non è possibile questa storia qua, ma soprattutto violenze sui diversamente giovani, sui bambini, questo bambino che non si sa come sia morto, genitori sui 50 anni che sembra che abbiano avuto dei problemi col bambino, non si sa, adesso c'è un'inchiesta in corso, ma cosa sta succedendo? Come dice Gigi Pirollo, dottoressa, cosa c'è che non funziona e non riusciamo più a capire? Guardi, davvero i problemi delle famiglie e delle nostre città sono sempre più complessi e non è bene semplificare, ci vuole sia un ritorno al rispetto delle regole, come bene veniva detto prima, davvero, dalla scuola ad altri livelli, insomma l'attenzione al rispetto passa anche attraverso la verifica che poi se tu non segui le regole un qualche forma di diciamo punizione o riscatto c'è. Questo è sicuramente importante, ma è anche tanto importante potenziare tutto il sistema per educare al rispetto dei valori, al rispetto delle, in questo caso lei accennava, delle donne, e nei nostri servizi, a parte il potenziamento che c'è stato con la legge di bilancio proprio nel 2021-2022, sono stati fatti dei progetti nei vari comuni proprio per potenziare la presenza nei servizi, in particolare del servizio sociale, perché altrimenti davvero una persona non poteva farcela ad affrontare tutte le complessità che arrivano ai servizi. Quindi c'è stato questo, ed è nel nostro Veneto questo sta avvenendo gradualmente anche nei comuni piccoli che si mettono assieme per assumere personale, gli assistenti sociali che possono essere lì a rispondere, a fare ascolto, ma anche ad attivare insieme con le altre strutture e il prezioso mondo del volontariato ben organizzato, a dare risposte, a dare ascolto. Lei accennava al problema della violenza sulle donne. Ci sono dei protocolli che si sono sviluppati nei territori, sono accordi con tutte le autorità, i servizi pronto soccorsi, i servizi sociali, e da venerdì appunto a lunedì mattina cominciano a essere operativi dei protocolli per capire come intervenire nelle emergenze. Ci sono delle case rifugio subito, immediatamente disponibili. Ecco, si è cominciato e poco rispetto al bisogno immenso che c'è, perché questo fenomeno sta rendendosi visibile. I numeri delle persone che accedono ai servizi antiviolenza, che sono sempre più disponibili e sempre più aperti a mano che vengono inserite risorse, intendo anche personale, gli psicologi, gli assistenti sociali capaci e preparati, no, di ascoltare e di mettersi poi in rete, di trovare delle opportunità di aiuto, di sostegno per le donne, soprattutto quando ci sono i bambini piccoli. La situazione più grave e più difficile da aiutare è quando la donna che subisce anche nelle proprie famiglie violenza è in qualche maniera ricattata perché ha i figli, no? Quindi ecco, l'attenzione dei centri antiviolenza, i punti di ascolto con molta riservatezza per garantire la tutela, porta anche a capire come offrire un'opportunità diversa di accoglienza
per poi ragionare sul futuro della donna, insomma, e accogliere anche i bambini. Ci vuole sempre un contesto però sociale che accolga le persone, dai più anziani. E di aprire una parentesi, lascio la parola a Maria da Bovolenta, perché sennò la dottoressa mi cade la linea. Certo. Ecco, sentiamo Maria. Ciao Maria. Ciao Mirella, un buongiorno al tuo ospite che hai vicino e alla dottoressa. E allora Mirella, io volevo dire, dottoressa, che i miei genitori mi hanno insegnato con le regole che hanno a viceversa anche a loro. E io sono sempre andata così. Quando che c'era qualcosa che non andava bene, ma così mamma la compagna, e tu cosa hai fatto? Stai stata zitta? No, chi ha cominciato prima? Prima uno, dopo uno. Bene, allora dice, io non posso farci niente, te ad arangi, dovete crescere. E se c'era qualcosa a scuola, quando che mia mamma andava, come adesso che si è chiamati così e che colà, se c'era qualcosa che la maestra le dicevano, quando venivo a casa mi diceva facciamo i conti e mi dava di scopelotti. Oddio, non era che sia un'aggressiva, però questo faceva a dire, cara dottoressa, faceva da dire che era veramente regole come che dovevano andare. E queste regole qui le ho insegnate ai miei figli. Io una volta sono stata chiamata dalla preside in tutti gli anni che andavano a scuola, dottoressa, e lo sa perché? Perché si buttavano le palline di carta. E quando ho sentito così che sono stata chiamata non ho detto niente. Quando venite a casa facciamo i conti per bene. Quando sono venuti a casa non ho preso le mani né niente. Quindi quando sarete ragazzi che vi comportate bene e c'è qualcosa, un regalo del compleanno, non glielo facevo mica subito, dottoressa, il giorno del compleanno regalo, il giorno dietro, perché gli dicevo il papà lavora, è una grazia che mangiate. Ecco, non gli davo tutte le vite, io venivo a casa, mamma, il mio compagno mi ha dato, e tu che cosa hai fatto? Le mamme non devono mettersi di mezzo perché si danno le botte. Questo è un modo che devono crescere. Ha capito, dottoressa? Io no, tutto sì come facevo, no? Perché lavoro io e lavora tuo padre, che tante spese, tutto. Dovete fare i bravi. Quando vedete i bravi, ora se ne parla. Ecco, da quella volta lì, dottoressa, non ha fatto più niente e basta. Ecco. Grazie Maria, grazie della telefonata. Devo andare anche in pubblicità, sei stata molto chiara. La mia parentesi è questa, dottoressa. Ha usato un metodo per responsabilizzare. Esatto. Allora, la parentesi che volevo fare con lei è anche questa, perché lei mi deve far capire se c'è la politica nei servizi sociali o se c'è qualcos'altro. Nel senso, io ho questo banco alimentare dal 2010. Ho le pari opportunità a 20 metri dentro la provincia, non ne ho visto una in 13 anni, eppure le ho invitate qua. Un banco alimentare può dire molto, può avere dei problemi che tutti assieme possiamo risolverli, invece le posso assicurare, ma non perché invitino me, se non me ne può fregare di meno, ma soprattutto io collaboro con la Procura dei Minori, con percorsi educativi, abbiamo gli orti sociali Villa Margherita inclusiva, però non riesco a sedermi a nessun tavolo perché vorrei far capire che così non si può andare avanti. Abbiamo i campanili, abbiamo 7.000 associazioni, ma non arriviamo ad aiutare l'anziano solo in casa perché non lo conosciamo, non sappiamo il suo numero di telefono, il suo indirizzo, non possiamo aiutare la donna in difficoltà perché non la conosciamo, e sento parlare di tavoli che alla fine non riesco a capire qual è l'obiettivo. Se cercare di fare squadra e aiutare veramente, visto il numero di associazioni che abbiamo, il prossimo in difficoltà, o se c'è qualcos'altro sotto. Perché non mi tornano i conti, dottoressa. Come mai ho associazioni qua che potrebbero aiutare mai invitati? Chi decide chi invitare chi? Chi è questa autorità così forte? E perché molti di noi vengono esclusi da questi tavoli anche importanti, provinciali, regionali? Come mai succede questo? E succede perché
a mio avviso c'è molta politica all'interno dei tavoli sociali. Prego, dottoressa. Sì, allora i tavoli rappresentano delle formule per far partecipare alla programmazione, all'organizzazione, però ecco, l'obiettivo è quello sempre di più di includere e di coinvolgere le associazioni che sono proprio vicine nelle comunità, le persone che hanno difficoltà, le persone anziane sole, sono molte anche quelle, no, che vivono sole e che magari non stanno male, ma andarle a prendere per portarli a un centro ricreativo per gli anziani o a altre iniziative diventa prevenzione, no, delle situazioni più gravi. Allora questo partecipare può nascere anche da parte delle associazioni che si possono promuovere, possono chiedere ai servizi sociali più vicini di poter collaborare per dei progetti. Ecco, c'è una forma della partnership che l'ente pubblico può fare. Nelle organizzazioni, anche tavoli non tanto formali, poter fare delle riunioni tra le associazioni di un territorio ristretto e con gli assistenti sociali che si occupano di o famiglie o anziani, a volte sono anche divisi proprio per organizzarsi meglio i lavori, poter offrire le collaborazioni. Il banco alimentare è fondamentale perché la povertà c'è stata e c'è ancora, e quindi poter organizzarsi insieme agli assistenti sociali. Ci sono proprio delle modalità, diciamo forse buone prassi in cui questo avviene, e ci si organizza. Il volontario porta la spesa per la tal situazione e i servizi sociali magari coprono il costo delle bollette, aiutando però, perché poi questo è sempre l'obiettivo, le persone, se all'interno di un nucleo c'è qualcuno che può lavorare, aiutarli, accompagnarli a formarsi, a cercare il lavoro adatto alle loro situazioni. Ma la strategia è sempre quella di poter collaborare al di là delle politiche, perché questo è fondamentale, altrimenti le persone restano sole e le associazioni di volontariato, che sono preziosissime, non sono utilizzate al meglio. Ecco, la strategia è quella di chiedere collaborazione, offrire collaborazione magari con dei tavoli, con degli obiettivi ben precisi. Ecco, il resto può essere superato magari, insomma, bisogna cercare davvero nelle realtà. Scusi, questo volontari insieme, perché io voglio parlare di queste cose, sì. Penso che sono l'unica che ne parla, che è stato diviso in due, cioè non si capisce bene l'obiettivo dove si vuole arrivare, perché io non posso sentire che abbiamo 7.000 associazioni quasi e non ci conosciamo neppure tra di noi, non ci confrontiamo mai, oppure come dicevo prima si fa squadra tra chi voglio io e stop. Questo volontari insieme, il ruolo a mio avviso che dovrebbe avere, una cosa è il fiscale e lo sappiamo, però l'altra parte volontaria, il ruolo dovrebbe essere quello di unire le associazioni, non di fare delle propagande o delle cose che fanno già le associazioni. Cioè il ruolo dei volontari insieme sarebbe, a mio avviso, dottoressa mi dica se sbaglio, quello proprio di unire, di far conoscere le associazioni e di collaborare assieme tra di noi per arrivare al risultato di aiutare le fragilità. Perché se continuiamo a essere divisi, a non conoscere, ognuno fa le proprie cose, io sono più grande di te, io ho più numeri di te, oppure il presidente deve essere sempre avere la massima visibilità, non andiamo da nessuna parte. Il ruolo di volontari insieme dovrebbe essere questo, unire le associazioni, farle collaborare assieme negli eventi, prego. Sì, questo è giusto quello che dice, è difficile per la realtà che spesso abbiamo anche in realtà venete, di ciascuno guardare il proprio campanile, o quantomeno cercare supporti solo per la propria associazione. Adesso sempre di più ci sono dei progetti che vengono valorizzati se hanno una cordata di collaborazioni anche tra gli enti pubblici, ma anche con il mondo delle associazioni, e vengono premiate con dei finanziamenti per questo. Il ruolo, per esempio, del centro servizi di volontariato oppure delle associazioni che fanno da coordinamento, questo deve essere aiutare le associazioni a capire l'importanza di lavorare insieme, perché da soli si raggiunge solo una parte e si sperimenta, credo, tante volte quando in una famiglia invece si vede che c'è bisogno anche di un altro supporto, di un'altra associazione, di un servizio specialistico, perché
ci sono tantissimi problemi che non vengono superati solo con la spesa. Ecco, certo che è importante, però entrando in contatto si vedono quante problematiche ci sono, e essere insieme c'è il gusto di dire: bene, siamo riusciti ad aiutare una famiglia che potrà fare la domanda, ad esempio, per la casa alloggio ERPE popolare, perché ha una situazione di degrado anche abitativo. Anche questo è un altro elemento gravissimo che si sta diffondendo, e insieme aiutarli a fare la domanda. Spesso a volte non hanno neanche le capacità per inserire, portare i documenti. Ma capisci, dottoressa, che mi è arrivato una locandina per partecipare sempre a Volontari Insieme alla menopausa. Io capisco che è un problema. No, lei sorride e mi viene da piangere, dottoressa. Cioè non può essere, non può, ma cosa c'entra? Ma ci sono già associazioni che si occupano di questo. Noi abbiamo un ULS 2 poi che è formidabile in questo, ma non può essere che continuiamo a fare queste cose per essere visibili e non ci conosciamo neppure tra di noi. Pubblicità. Giovedì 12 ottobre, giornata meravigliosa, siamo a Porte Grandi, alla Nautica Stefanato, qui con me c'è Glauco Stefanato, per questa gita inclusiva che ci porterà a San Marco, dove scenderemo, ci sarà l'assessore Renato Boraso che ci aspetta e andremo a visitare Palazzo Ducale con i musei e la Fenice. È una giornata splendida, lassù oggi qualcuno ci ama, come vedete le barche, le motonavi sono tutte piene di queste persone meravigliose, guardate, una si sta già avviando per far staccare la spina a questi ragazzi, a questa gita inclusiva per far vedere la bellezza del territorio. Ragazzi molto chiusi, con la pandemia non ne parliamo, perciò oggi cercheremo di dare, come l'anno scorso, un momento di serenità, di bellezza e soprattutto staccare la spina. E questo grande, e grazie alla grande famiglia di Rete Veneta, di Sveglia Veneti, che col 5 per 1000 mi permette di fare questo. Un grande grazie anche a Anna, che anche lei contribuisce a queste gite meravigliose, una persona speciale, una diversamente giovane che sta cercando di aiutare e supportare le fragilità. Perciò, come vedete, una famiglia composta da tantissime persone che ci vogliono bene e che con i loro contributi mi permettono di fare questo. Grazie, e allora partiamo per la gita a Venezia. A dopo. Allora, dottoressa, perché le ho fatto vedere questo? Per far capire l'importanza dell'ascolto. Io ascoltavo queste persone, ne ho portato via 200, dottoressa, però non dovevano essere solo diversamente agili come li chiamo io. Ho messo diversamente giovani con le RSA, ho messo la scuola, le scuole, la Lepido Rocco, ho cercato di fare proprio una gita inclusiva. Le posso assicurare, parlo di 200 persone, uno che abbia detto sono stanco, sto male, ho caldo, ho niente. La felicità, i ringraziamenti che mi hanno dato. Non so se riuscirò a farle vedere anche alla Fenice la consegna di questa spilla a questi due fidanzatini che si sono conosciuti in una comunità con un passato terribile da parte di qualcuno che forse non si rende conto cosa subiscono certe persone. Ecco, sentirsi uguali, non sentirsi diversi. Li hanno fatti entrare nel palco reale, siamo scesi per la scala reale, e soprattutto il grazie che si riceve da queste persone, il sorriso, capiscono che in quel momento loro sono uguali a tutti gli altri, finalmente sì, il ringraziamento delle famiglie. Pensi che mi sia arrivato un grazie di qualcuno, dottoressa? No, ma non per dire grazie, mi sono arrivati i grazie delle mamme, dei genitori che per la prima volta i loro figli sono andati via liberi, perché non ho voluto genitori, solo educatori, ed è molto importante, ma soprattutto la serenità, la tranquillità. Siamo rientrati alle 19, perciò quasi buio, in un clima festoso, felice. Ecco, queste sono le cose che danno fastidio a qualcuno.
per quello mi tengono fuori da questi tavoli, dottoressa, perché invece di parlare agisco, cerco di portare felicità. Cosa dici Gigi? Poi sentiamo anche la dottoressa, visto che ecco, sicurezza, qui eravamo nella laguna meravigliosa, perciò... Allora, per quanto riguarda il discorso di tutte queste associazioni, se si unissero sarebbe molto meglio, perché tutte vogliono, la loro associazione è la migliore. Se partiamo con questo concetto non andiamo da nessuna parte, troppi che parlano ma alla fine nessuno fa niente. Quando c'è troppa gente che vogliono emergere tutti ma alla fine il risultato non si arriva, mai, mai. Per quanto riguarda invece l'educazione stradale, qui ne ho finché vuoi, perché dei giorni interi. Educazione, rispetto, educazione, va sulla macchina. Gigi, i ragazzi che erano nella motonave, in queste 2 motonavi, ragazzi non proprio tranquillissimi, tanto è vero che i loro professori erano un po', perché c'erano anche i loro professori, erano un po', sai, su chi va là. Ma ti posso assicurare di un rispetto, di un'educazione, vuoi perché erano in mezzo a tanti, io non so, era la motonave, non so cos'era, però non hanno creato nessun, guarda che ti dico, nessun problema e non sicuro ragazzini facili. Abbiamo Glauco in linea, ciao Glauco. Ciao cara, Ciao. Sono un po' costipato, ho perso la voce. Ho perso la voce, come spiegare, tu sai che io trasmetto, no? Volevo ringraziare il tuo ospite e anche la dottoressa. Direi di ringraziarti perché tu hai fatto passare quei ragazzi una bellissima giornata in mezzo a un ambiente meraviglioso e unico. E ho visto, e come hai detto te, nessuno si è lamentato. Pronto? Sì, sono qui. Prego, vuoi aggiungere qualcosa Glauco? No, io ti saluto, grazie per quello che fai. Grazie a te Glauco anche della telefonata, riprenditi perché in questo periodo, non so dottoressa se lei ha mai attraversato la laguna da Quarto d'Altino e arrivare a San Marco, è una cosa mozzafiato, da togliere il fiato, Bellissima. abbiamo una bellezza fuori di casa, altro che auto, moto, dottoressa, ecco, la prossima volta la invito perché è veramente una cosa Volentieri. meravigliosa, bellissima, prego dottoressa. Anch'io ho avuto occasione di organizzare sul Delta navi inclusive con ragazzi con disabilità, insomma, e la meraviglia e questo grande sforzo che si fa insieme per offrire questa opportunità viene colto al massimo. Lei giustamente diceva sono stati tutti bravi, educati. Io penso che abbiano colto questo grande messaggio di offrire l'opportunità di uscire dai propri luoghi e di offrire la bellezza. Ecco. E sempre di più si sottolinea l'importanza di poter dare l'opportunità di vivere situazioni insieme, quindi relazioni significative, positive, e anche in luoghi belli. Noi abbiamo un'Italia meravigliosa, ecco, e anche un Veneto meraviglioso. Già organizzare queste gite che hanno tutto un significato importante diventa uscire dalla routine e fare meglio comprendere l'importanza del rispetto delle regole, per collegarci anche al messaggio dell'ospite in studio, perché è importante il rispetto delle persone, perché così insieme si può stare bene, quindi creare delle occasioni di benessere che non solo come ben diceva da tanti anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità, benessere non è solo l'assenza di malattia, appunto, ma poter stare bene in relazione con gli altri e in un contesto inclusivo. Bisogna fare uno sforzo tutti insieme dalle istituzioni pubbliche, magari per patrocinare, per organizzare insieme. Il terzo settore è chiaro che è una forza molto grossa perché può andare un po' organizzare questi eventi fuori dai vincoli istituzionali, ma sicuramente diventano esperienze fondamentali anche solo creare giornate così di visita alle bellezze, ai parchi, alle nostre meraviglie architettoniche in maniera inclusiva, permettendo l'incontro tra le persone e lo stare bene. Questi sono messaggi meravigliosi di vita, di rispetto della vita, di opportunità. Queste sono davvero azioni di pari opportunità
e di rispetto della dignità di tutti. Qualsiasi persona è un'opera d'arte, ecco, collegandomi all'osservazione del primo telespettatore. Grazie, quindi dottoressa. dobbiamo continuare così, lavorando questo... insieme. Grazie. Allora andiamo a vedere anche questa consegna di questo Leone d'Oro. Ci hanno dato anche Leone d'Oro in Piazza San Marco, l'assessore da parte dell'amministrazione comunale col dottor Agnetti, che è responsabile dei musei civici di Palazzo Ducale. Andiamo a vedere. Allora ragazzi, siamo arrivati finalmente in Piazza San Marco, Palazzo Ducale, dove ci stanno attendendo, eccoli qui, il dottor Renato Boraso, assessore alla sicurezza e non solo di Venezia, una persona molto importante per Mirella, perché se siete qua oggi è anche merito suo soprattutto. Perciò un applauso all'assessore Renato Boraso, grandissimo. Al dottor Agnetti, che è responsabile dei musei civici, che ha permesso questa gita inclusiva che avvenga. Non è stato facile neanche per loro, perché siamo in tanti, siamo in 200 oggi, perciò come vi ho spiegato siete già divisi per gruppi, così non facciamo confusione. Ci saranno i 3 musei più la Fenice da visitare. Allora, assessore, cosa vuole dire? Prego. Beh, allora volevo solo dire intanto grazie che siete qua e vorrei che tutti assieme, cari ragazzi accompagnatori, e quindi un grazie a tutti coloro che assistono a Mirella, vorrei che tutti assieme facciamo un grande applauso a Mirella, perché per me è la prima protagonista. Grazie Mirella per quello che fai, per quello che rappresenti e per il lavoro, perché fare un'iniziativa come questa significa mettere insieme tante persone anche in difficoltà, ma che hanno il piacere di essere qui a Venezia. Quindi un grazie da parte dell'amministrazione, del sindaco Luigi Brugnaro, e ovviamente la disponibilità veramente di cuore della Fondazione Civici Musei, nel segretario generale Mattia Agnetti, che ha collaborato in questa iniziativa. Però vedi Mirella, volevo darti una cosa, tienimi tu questo bravissimo collaboratore. A una leonessa come la Mirella, tienigli il microfono. Grazie. A una leonessa come la Mirella vi cito la dedica 2023 a Mirella Tuzzato, instancabile sostenitrice delle persone in difficoltà. Grazie per il tuo cuore senza confini. La città di Venezia, assessore Renato Boraso. Grazie, grazie a tutti voi, per tutti voi, non per la Mirella, per tutti voi. Perché di qua? Allora invece le consegno una piantina antica del fiume Piave, è una storia antica, è la nostra storia, le nostre radici. Una la consegno anche al dottor Agnetti, ecco, è una pianta veramente che fa capire l'importanza della storia, delle radici e dell'idraulica soprattutto, che una volta con poco facevano tanto, adesso con tanto non si riesce neanche a fare poco. Comunque detto questo, ecco, io volevo ringraziare a nome di tutta Villa Margherita Inclusiva soprattutto questi ragazzi, queste persone che non hanno fatto un cenno di stanchezza, nonostante il caldo, nonostante l'AFA, sono arrivati in Piazza San Marco. Io veramente farei un applauso a loro, ai loro educatori. Dottor Agnetti, cosa vuol dire per lei un museo inclusivo? Finalmente far capire l'importanza che hanno queste persone di far vedere loro l'arte, la bellezza e soprattutto riuscire a staccare la spina sulla città più bella del mondo, a mio avviso, che è Venezia. Grazie. È la missione principale dei musei, quella di accogliere le persone e di cercare di facilitare le loro visite. È evidente che quindi un impegno prioritario per noi è investire nell'accessibilità, nello sbarrieramento dell'accesso ai nostri musei. Oggi potrete visitare Palazzo Ducale, potrete visitare Palazzo Fortuny e il Museo Correr in una condizione di facile accesso.
Sono situazioni difficili perché i musei a Venezia, ma non solo, sono ospitati in palazzi ed immobili che non erano pensati per essere musei e quindi fruiti da un vasto pubblico. Non è come pensare ad un museo di arte contemporanea fatto oggi, che quindi ha tutte le facilità del caso. Però è nostro obbligo e la nostra missione quello di facilitare e permettere a tutti voi, a tutti noi, di beneficiare delle meraviglie che le collezioni del Comune di Venezia vi offriranno. Grazie ancora per essere qui oggi. Grazie dottor Agnetti. Allora Mirko, una giornata importante con voi ragazzi che siete i rappresentanti della scuola, ma delle scuole in generale, ma soprattutto che venite visti in maniera sempre sbagliata. Cosa vuoi dire oggi all'assessore Boraso e al dottor Agnetti? Perché qui abbiamo l'amministrazione, ma abbiamo anche la storia, la cultura. Cosa vuoi dire Mirko? Per te questa gita inclusiva, cosa vorresti dire sia all'assessore che al dottor Agnetti? Ci tengo a dire a tutti e due grazie per la bellissima gita, anche sì, ci è voluto tanto, ci sono volute abbastanza ore a venire qua. Grazie, vorrei fare un applauso ai due assessori e anche a tutte le scuole che sono qua, anche alla Mirella. Un applauso a tutti. Grazie. Allora salutiamo l'assessore, il dottor Agnetti poi alle 15 quando entreremo nei musei. Ecco, ci saranno i loro collaboratori che ci stanno aspettando, perciò grazie. Adesso andiamo ai giardinetti, ci dividiamo già per gruppi, cominciamo a fare il gruppo di 50 per la Fenice, perciò in 50 andremo alla Fenice e grazie veramente, così ci riposiamo, ci rinfreschiamo un pochino e andiamo ai giardini. Perciò seguite come prima, mi raccomando, seguire senza che non ci perdiamo, siete stati bravi di più. Grazie. Benvenuti, ben arrivati. Allora dottoressa, perché le ho fatto vedere questo? Perché la mia difficoltà più grande, e spero che lei mi aiuti in questo perché ho intenzione di andare avanti con queste cose, è la privacy. Queste famiglie che devono firmarmi queste carte, questi fogli per autorizzare a riprendere questi ragazzi meravigliosi che gli stessi genitori fanno sentire diversi. Perché quando tu mi dici non voglio far riprendere mio figlio in una gita bellissima, vuol dire che in quel momento tu senti tuo figlio diverso dagli altri. Questo non può accadere. Io capisco se ci sono delle cose particolari, ma una gita inclusiva, nella bellezza totale, nella storia, nella cultura, io ho dovuto lasciare a casa ragazzi perché i genitori non hanno voluto firmarmi questa maledetta carta per poter far vedere il mondo a questi ragazzi. E chi è che ne paga le conseguenze? I ragazzi, loro. Loro stiamo colpendo. Su questo dobbiamo andare avanti. O sbaglio? Mi scusi dottoressa, ma io volevo proprio dirglielo di persona, perché dobbiamo superare questa barriera assurda. Poi vediamo la bambina che sfila mezza nuda, ma va bene, si può. Prego. No, ci sono spesso questi intoppi su progetti così tanto grandi, perché veramente è stato un progetto molto importante che è riuscita a realizzare anche in termini economici e di coinvolgimento. E la legge sulla privacy sta ostacolando tantissime situazioni di collaborazione. Bisogna trovare quelle formule leggere per inserire l'autorizzazione, insomma, senza gravi ostacoli, gravi problemi. Bisogna magari convincere di più, magari cercare di far comprendere alle persone, quindi renderle consapevoli che si sta lavorando tutti insieme per il bene, per il bene dei ragazzi, delle persone. Quindi io trovo questo dove è avvenuto questo tentativo, insomma, di spiegare, di trovare la formula più leggera, insomma. Questo ha permesso di superare gli ostacoli. È un lavoro da fare insieme, davvero, però non ci si può fermare. Questo è un esempio virtuoso di collaborazione e quindi insomma io mi congratulo con voi perché queste sono le azioni importantissime che vanno a rendere speciali le giornate, l'ospitalità e anche il lavoro dei professionisti che arrivano fino a un certo punto, chiaramente, che devono fare il proprio lavoro. Questo è un valore, è il famoso valore aggiunto,
del terzo settore, del mondo del volontariato, che se messo insieme, quindi in maniera integrata con le istituzioni, anche il comune, i musei, insomma rappresentano le istituzioni, si ottiene questo obiettivo significativo di rendere inclusive le nostre città e appunto sollevare, insomma, le persone, i ragazzi da magari situazioni di chiusura. Ecco, quindi questo è un esempio virtuoso. Gli ostacoli della privacy vanno superati, ecco, bisogna trovare le formule, quindi insomma so che ci sono. Perché veramente io ho visto ma quanto belle che sono questi giti inclusivi, questi ragazzi che li ho fatti diventare protagonisti perché intervistavano, perché mi controllavano queste figure più fragili. È stato veramente bello, dottoressa, e secondo me, non perché io so più degli altri, e lei lo sta dimostrando, è una persona per bene che ha capito il mio messaggio, non per essere visibile la sottoscritta, ma per cercare di fare un passo in avanti in queste assurde vicissitudini. Ho impiegato un anno per fare una gita, non so se è una cosa normale, va bene che la visita si aspetta anche 2 o 3 anni, però faccio capire che forse tutti assieme, dottoressa, forse possiamo arrivare per dare a tutte queste persone la possibilità di uscire di casa e di sentirsi normali. Allora, Gigi, voglio dirti però, dobbiamo correre le nuove regole, vai. No, aspetta. Ho visto la visita che avete fatto a Venezia, ti giuro è pesantina per noi. Però noi a luglio, o fine giugno o luglio, abbiamo fatto una manifestazione con i ragazzi diversamente agili, ecco, come li chiamo io. Sì, a Monza. Abbiamo preso, grazie a Rally Italia Talent e la Suzuki e noi piloti, abbiamo portato una quarantina di ragazzi, abbiamo avuto l'opportunità di farli girare in pista con noi, cioè mettavamo in macchina con noi. Vi giuro, quello che si sono divertiti, e c'erano i genitori là che si divertivano di più perché vedevano i ragazzini, non solo ragazzini, uscire che erano felici, si facevano le foto con noi. Quelle sono le cose più belle che devono essere fatte. E io non sono uno che si tira indietro su queste robe qua, perché se uno crea e devi avere il foglio liberatoria per girare in pista, non la liberatoria per fare una foto. Ma stiamo scherzando, che cosa? Ma stiamo scherzando? Ascolta, che cosa? Gigi, siccome devo correre, sì, vorrei parlare di te, di queste nuove normative su queste. Allora, nuovo codice della strada, cellulare guida pericolosa, del ritiro della patente da 15 giorni a 2 mesi, sanzioni fino a 1.697 euro. Allora, controlli da remoto e sanzioni, eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, guida sotto stupefacenti, ciclisti monopattini, neopatentati e giovani, sanzioni per tutto quello che ho letto. Come le vedi queste allora, visto quello che sta succedendo sulle strade, se non diamo come solito una regola, non andremo più da nessuna parte. Uso del telefono, c'è questa legge. Ma vedo ancora in giro gente che hanno il Bluetooth in macchina, basta solo collegarlo e sono ancora lì col telefono. Già un messaggio, distanza di sicurezza. Ho fatto un video, una trasmissione con TG2 Motori, appunto per sta roba qua. Non esiste la distanza di sicurezza. C'è tutti attaccati. Ma finché vai via a 10 all'ora, ok, ma quando cominci ad andare a 50, 70, 80 all'ora e hai il telefonino in macchina e vai con i messaggi di qua di là, 1/10 di disattenzione, tamponi quello davanti. Ma finché lo fai a 10 all'ora una roba, quando cominci a farlo a 50, 70, 100 all'ora diventa diverso. Gigi, 50 all'ora, che qualcuno non riesce a capire che è una velocità alta, perché se tu cozzi contro un colpo contundente a 50 ti fa... E pensano che a 50 all'ora è come andare a 10 all'ora, perché le macchine ormai vanno a 300 all'ora. Ma allora, abbiamo tutti i limiti, bisogna rispettarli. Io ad esempio in autostrada vado dove c'è 130, 130. Abbiamo il contour cruise, metti 130 e così sei tranquillo di non prendere le contravvenzioni per la velocità. E cerchi di mantenere le distanze di sicurezza. No, ma aspetta, guarda che qualcuno a casa non sa quello che hai detto tu. Metti il
Cosa hai detto? Il controllo della velocità. Spiega, perché cioè giustamente posiziono tutti il contachilometri a 130 e più di 130 non posso andare. Hai capito? Perché così sono sicuro di non prendere le multe, ma con questo non vuol dire che sto attaccato alla macchina davanti, perché se io mantengo una distanza di sicurezza 90% riesco a fermarmi, perché ho la possibilità di frenare e schivare l'ostacolo. Regolazione dei specchietti retrovisori, se nessuno lo usa. C'è lo specchietto retrovisore interno, ma ci sono anche quelli laterali. Pochi. Sì. Poi in autostrada tutti parliamo di come si deve guidare sulle strade normali, ok, ma siccome ultimamente abbiamo autostrade e superstrade a 3 corsie, tutti che stanno sulla corsia centrale o su quella di sorpasso, e quella a destra, ricordiamoci che dobbiamo stare su quella a destra, usare le frecce per uscire e fare i sorpassi, perché altrimenti andiamo a ostacolare e creare problemi ad altri. Non si sta su quella in mezzo. No, dobbiamo stare su quella di destra e poi su quella centrale, se dopo uno vuole andare più forte. Ma io non sto dicendo della velocità, il 130 all'ora va benissimo, ma è difficile fare sempre 130. Sì, ma scusa Gigi, quel signore che si è messo ad aggiustare la macchina in curva e poi è successo quell'incidente sulle strisce pedonali, cioè, ma vi rendete conto che persone che escono alla mattina, ma questo non aveva altri posti da fermarsi? Purtroppo abbiamo a che fare, se tutti ragionassero, cioè nessuno ragiona correttamente, questo è il problema, pochi ragionano. Cioè hai un incidente o hai un tamponamento, che cosa devi fare? Prima di tutto scendere dalla macchina, se riesci, ma andare a segnalare, non metterti a discutere, vai a segnalare, perché altrimenti ti arrivano gli altri e ti vengono e ti tamponano. Giuseppe da Villorba, poi andiamo in pubblicità, salutiamo gli ospiti, vai Giuseppe. Sì, buongiorno. Buongiorno signori. Sento che parlate di circolazione stradale. Sento che parlate di circolazione stradale, i comportamenti. Guarda, secondo me stiamo facendo una battaglia contro i mulini a vento. Io ormai ho anche la mia età, ho 80 anni compiuti, ma per carità, non si usano più, le frecce sono inesistenti. Poi hanno inventato quelle inesistenti proprio. Ieri sera ho suonato a uno perché si è fermato a metà rotonda, non sapevo se andava a destra, a sinistra, là, dopo ha acceso una freccia. L'altro giorno a Midolina una tedesca mi ha superato a circa 10 metri da una curva a gomito che non si vede chi sale, infatti con la moto, con i bauli di fianco che deve prendere lo spazio di un carro armato, e difatti è spuntata la macchina che saliva e non sapeva più dove andare, non ci stava, è venuta su, mi ha fracassato il parafango. Cosa mi metto a fare? Io non parlo tedesco, quella non parla italiano, ha detto senta va via, mi faccio un piacere, va a fare in Germania, cosa viene a fare qua. Poi insomma, ma su tutto, le precedenze, non parliamo delle velocità delle moto, le biciclette, ma io vorrei sapere perché ci sono le piste ciclabili, in certi posti sono addirittura doppie, ce n'è una a destra e una a sinistra per andare nel Resa, bellissima, illuminata fuori per conto suo, di fianco alla strada, no. Perché quelli con le biciclette, con i manici storti, cioè la cosa, dico io, non vanno sulla pista ciclabile? Ma perché? È ammesso dal codice della strada? E non è una bicicletta. E poi la bicicletta deve uscire con i fanali, con tutte le gemme, con tutto, col campanello, non hanno niente. Le moto non parliamo, quando vanno piano vanno 200 all'ora, sorpassano in tutto e dappertutto. Guarda, per me è una battaglia contro i mulini a vento, manca la testa a questa gente, a tutti, e quando mi spiace, ma quando uno è morto
la settimana scorsa mi sembra 3 motociclisti sono morti. Si diceva quando io lavoravo in fabbrica con gli operai più anziani, io ero ragazzo, quando succedevano queste cose, si pensa mai 60 anni fa, dicevano, è morto, sai, hai sentito, è morto quello là che con la moto, col motorino, e dicevo, un banco e più del manco che corre per la strada. Grazie, vi saluto. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Giuseppe, sono tante le riflessioni che dovremmo fare prima di uscire al mattino, guardarci allo specchio e dire calma. Dottoressa, come ci saluta, cosa vuole dirci? Aspetta. Voce, dottoressa, voce? Dottoressa, aspetta. Eccomi, volevo solo lanciare un messaggio di collaborazione. Bisogna lavorare insieme tra i servizi pubblici e i servizi del terzo settore, le associazioni di volontariato, insieme, perché così solo insieme possiamo raggiungere gli obiettivi di vicinanza alle persone che addirittura non con facilità si rivolgono ai servizi. Quindi bisogna raggiungere anche chi non chiede. Ecco, voi sapete molto bene, inseriti nel mondo del volontariato, che c'è anche tutta questa fetta di persone da raggiungere, quindi insieme con lo spirito di collaborazione possiamo davvero fare qualcosa di buono per tutti e fare in modo che possano utilizzare di tutte queste opportunità. E ringrazio per il vostro impegno. Grazie a lei, dottoressa Mirella Zambello, Presidente Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. Buona giornata e buon lavoro. Si ricordi di Sveglia Veneti, dottoressa. Grazie. Gigi Pirollo, come ci saluti? Cosa vuoi dire? In merito anche a quello che ha detto Giuseppe, e frecce dei indiani. Ma a parte, ok, questo qui perché nessuno le usa o le usano veramente poco, ha ragione. Riguardo le piste ciclabili io lì sto attento, perché io che ho girato fortunatamente il mondo anche con la bici qualche volta, la cultura all'estero è diversa dalla cultura nostra. Cioè la pista ciclabile, se io ho una via, cioè uno che esce di casa e ha la pista ciclabile davanti, lui non si ferma fuori di casa subito, attraversa la pista ciclabile e si ferma allo stop dopo. Io che passo in bici vado dentro la macchina, se vado in Belgio, Olanda, da quelle parti non esiste, hanno un'altra cultura e utilizzano le piste ciclabili assolutamente, ma hanno un'altra visione, cioè il ciclista, io non sto dicendo che non viene rispettato, il ciclista deve essere rispettato, ma rispettare il codice, non mettersi in 2 o 3, deve stare in linea, usare le piste ciclabili, ma io ho rischiato di più nella pista ciclabile che non sulla strada normale. Questo è assurdo, perché ho gente che usciva di casa, la pista ciclabile, io ho avuto la fortuna di vedere uscire la macchina, mi sono fermato, ma la macchina è andata, ha attraversato la pista ciclabile. Questo non esiste. È sbagliata come vengono utilizzate le piste ciclabili. E dove vengono fatte. E come vengono fatte. Io non sto dicendo, se ci fossero le piste ciclabili corrette, fatte corrette, tutti andrebbero lì. Ma siccome è a rischio, le strade poi lasciamo stare coi buchi, non i buchi, perché anche andare in bici io ad esempio mi piace andare in bici, sto rallentando, cerco di andare. Oppure la pista ciclabile sul Cegane con i speroni che vengono fuori, i ciclisti non passano. Appunto, ma certo, guardate che è dura. Poi per quanto riguarda il codice a strada, se manca il rispetto all'educazione, che è l'argomento che avevo iniziato la trasmissione, se manca sta roba qua non andiamo da nessuna parte. Possiamo fare qualsiasi codice stradale, ma se manca questo non andiamo da nessuna parte. Adesso dobbiamo andare invece assolutamente in pubblicità. Grazie Gigi Pirollo, grazie alla dottoressa Mirella Zambello. Pubblicità.
Siamo con Riccardo, che è un grande amico della Mirella. Sì. Lui veniva agli Orti Solidali ancora nel 2014, vero Riccardo? Sì, e anche al tuo banco alimentare in provincia. Dentro Nuova Provincia. Allora Riccardo, intanto so che ti sei fidanzato. Sì, sì. Come si chiama la tua fidanzata? Si chiama Daniela Gatto ed è qua con me. Ed è qua con te, poi andremo a salutarla. Cosa vuoi di questa gita, Riccardo? Cosa ti sembra? Beh, questa per me è sempre una bella gita, anche perché siamo in tante persone e quindi per me sono molto contento ed è bello. È bello vedersi in tanti, Riccardo. Sì, anche per me, come dire, anche inclusione vuol dire stare insieme con gli altri, divertirsi, stare in compagnia, ecco, è tutto questo. Grazie Riccardo, grazie, grazie. E grazie anche a te Mirella, come amica, grazie di cuore. Grazie. Cosa ti sembra di questa gita, Nicola? Perfetto. Ti piace? Sì. Io? Mamma, sei mio amore, la mamma. Mamma, sei mia bella donna. Mio papà è il mio padre. Papà, sei bello. È il mio fratello, Mata Alice. Stasera ci vuoi a Pac. Grazie mille. Grazie Nicolò, grazie Nicolò, grazie, ma grazie sai. Cosa ti sembra di questa gita? Per me è bello morire qua. È bello? Sì, tutto. Tutto bello? Sì. Grazie tesoro, grazie. Vuoi salutare qualcuno? Sì, Alberto, il Bettore, sono bello uomo per il Natale qua. Oh là, grazie. Allora saluto altri due ospiti, abbiamo veramente il piacere di avere ospite il professor Mario Dalle Carbonare, dirigente scolastico Liceo Da Vinci di Treviso. Buongiorno professore, grazie di essere qui. Saluto anche Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, secondo mandato Fratelli d'Italia, e grazie anche al sindaco. Però io vorrei proprio partire col professor Mario Dalle Carbonare. Sa perché professore? Le ho fatto vedere questo video. Perché a una riunione a Villa Margherita inclusiva, quando ho chiesto agli ragazzi della consulta, al presidente della consulta provinciale, un ragazzo giovane, cosa sono i CEOD, mi ha risposto residenze per anziani, anche con difficoltà. Allora io vorrei sperare, professore, che questa mia gita inclusiva, dove ho portato via 200 ragazzi, tra i quali anche alcuni ragazzi delle scuole, ad esempio la Lepido Rocco, per far capire l'importanza dell'inclusività, di conoscere la persona che per loro fino a poco tempo fa era diversa, solo perché si muove, e io li chiamo diversamente agili, e soprattutto cercare di andare avanti perché, come ha sentito da queste meravigliose creature, loro vogliono stare assieme, vogliono essere tanti e stare assieme, e le posso assicurare che non ho avuto il minimo problema anche con ragazzi difficili, anzi sono stati bravissimi e si sono comportati in una maniera incredibilmente con il rispetto. Prego professore. Allora, ci sono due cose da dire. La prima è che il nostro Paese ha forse una delle storie più lunghe di interventi sull'inclusività a livello europeo, nel senso che la prima normativa sull'inclusione risale al 77 e siamo stati il paese che dal certo punto di vista ha più investito per evitare le scuole speciali e per introdurre permanentemente la presenza di ragazzi con disabilità, di ragazzi e delle ragazze con disabilità all'interno delle scuole. E questo è un punto d'onore. Il secondo è che comunque la presenza di tutti all'interno delle scuole richiede risorse e stabilità di risorse e di personale che non sempre abbiamo. Perché? Perché ci sono tantissime forme di diverse abilità e ognuna di loro ha delle caratteristiche particolari. Questo significa che le nostre strutture scolastiche e il personale dovrebbero poter rispondere. Quando parlo di strutture parlo proprio anche di stabili, quindi stanze, assenza di barriere architettoniche, presenza di ascensori funzionanti,
dispositivi per l'eventuale esercizio, la fisioterapia a scuola. Ecco, tutte queste strutture non sempre sono ugualmente presenti nelle scuole. E questo va a limitare il principio di inclusione, perché se un ragazzo, una ragazza, un bambino sono a scuola assieme ai compagni, e se queste persone hanno anche delle necessità in termini di fisioterapia, di ambienti dedicati, oltre che ovviamente di socializzazione, non sempre il nostro sistema scolastico riesce a garantirle. Quindi da un lato forse una delle maggiori aperture a livello europeo per quanto riguarda l'inclusione, gli investimenti e la presenza dei nostri ragazzi assieme ai loro compagni, dall'altro spesso una scarsità di risorse in termini, ripeto, di strutture e anche di docenti. Questo anche perché, tra le altre cose, le scuole di specializzazione sono a numero chiuso, le università, e in tutto questo il piccolo particolare, ma non meno importante, la continuità di intervento dei docenti con specializzazione all'interno delle classi. Perché? Perché gli specialisti non sono in numero sufficiente, di conseguenza molto spesso, pur con interventi fatti veramente col massimo dell'impegno, i docenti di sostegno cambiano di anno in anno e non sono specializzati. Ecco, mi fermerei qui perché di cose da dire ce ne sarebbero anche molte. Spero di essere stato in questo momento abbastanza chiaro. Molto chiaro, e la ringrazio, professore Dalle Carbonari, se no non l'avrei invitato. Io so chi invitare, chi sa dire le cose come stanno e perché siamo così. Sentiamo anche come commenta il sindaco Marco Della Pietra le parole sia del professor Dalle Carbonari, ma soprattutto di quello che è il mondo giovane, un mondo che fa paura, queste baby gang anche a Luna Park. Vediamo anche le immagini che così dopo le commentiamo anche col professor Dalle Carbonari, che stanno preoccupando non poco i sindaci, ma soprattutto anche i diversamente giovani che hanno paura di uscire di casa, gli stessi genitori che hanno paura di mandare i ragazzi nei centri storici a divertirsi. Cosa sta succedendo e come commenta le parole del professor Dalle Carbonari, sindaco? Intanto buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Credo che sono stati diversi investimenti. Devo dire che talvolta sono stati mirati, altre volte un po' meno. Adesso il professore si è limitato giustamente e sposo la sua tesi, no, del non andare oltre, però ecco, ce ne sarebbe da dire. E quindi sì, sono totalmente d'accordo con il professore. In ordine invece a quanto sta accadendo ai nostri giovani, credo che ci sia un po' una perdita di valori che è evidente, e spesso questa perdita di valori viene imputata alle istituzioni, cosa che invece mi sento dire non essere vera, perché noi stiamo investendo, ormai stiamo investendo tutto sul sociale. Mirella, tu lo sai che un'amministrazione non può prescindere, ecco, dagli investimenti sul sociale, anche questo chiaramente è sociale. Si cerca di fare prevenzione con spazi ascolto piuttosto che con progettualità che possano tenere impegnati questi ragazzi, e soprattutto lontano, ecco, da quelle che sono le deviazioni delle quali parlavi anche tu prima. Non sempre ci si riesce, e purtroppo adesso non voglio dare la colpa al Covid perché sarebbe limitativo, però sicuramente ha influenzato anche quello. Forse c'è un'educazione di base e una vicinanza delle famiglie che oggi manca. Ecco, professor Dalle Carbonari, ed ecco qua il primo anello. Pregherei la regia di mandare in onda le immagini della rissa alle fiere di San Luca. Le famiglie. Ma allora, professor Carbonari, se io ho la sfortuna di non avere la famiglia, pensiamo ai ragazzi che vivono con coppie separate, famiglie allargate, allungate, che non si riesce più a capire, non si chiama più mamma, papà, ma per nome, e questi ragazzi che fanno fatica però ad accettare la separazione dei loro genitori, che, teniamolo ben chiaro questo in mente, fanno molta fatica ad accettare la nuova mamma, il nuovo papà, anche se l'apparenza sembra diverso, ma soprattutto se io non ho la famiglia e non ho una scuola che mi sopporta, perché
è anche questione di avere il dirigente sensibile, i professori che capiscono. Cioè io sono automaticamente messa in un angolo, perché non ho la forza economica magari, perché non ho le conoscenze giuste. Allora dove mi rifugio? Mi rifugio nelle compagnie, tra virgolette, così qualcuno le chiama, difficili, pericolose. Vorrei capire qual è la compagnia pericolosa, professore, vorrei proprio capirlo. Perché io ho fatto delle interviste, sono andata alle fiere di San Luca e a un certo momento mi sono annoiata di sentire nella compagnia che ero, eccoli là, guarda quei ragazzi, guarda, quelli sono... Allora sono andata dai pericolosi, perché hanno vestito in maniera particolare. E la mia domanda, perché sei qui? Mi rispondevano in maniera educata e rispettosa, perché sono assieme a tanti ragazzi, vedo tanti ragazzi. Non avevano il cellulare, professore, pochissimi avevano il cellulare, perché la curiosità di questa folla immensa, di questo Luna Park, era più forte di avere in mano il solito cellulare. E poi una cosa che notavo, il tatto, il contatto, si abbracciavano, quando si trovano si abbracciano, si toccano, hanno bisogno del contatto umano. E tutte le interviste che ho fatto, ne ho fatto al professor Carbonare, tutti mi rispondevano, siamo qua per essere in tanti. Cosa le fa pensare, cosa la fa riflettere su questa risposta che mi davano sia ragazzi che ragazze? Poi ragazze bellissime, donne, ragazzi bellissimi, ma molto crudi rispetto alla ragazza, molto bambini. Ho avuto questa sensazione guardandoli e confrontandoli con le ragazze che avevo a fianco. Prego, professore. Dovrei premettere che non sono un sociologo, quindi farei fatica a darle una risposta. Diciamo così. Allora, il fatto che le persone vogliano stare assieme è, penso, del tutto naturale. Che fosse più semplice trovare degli spazi per stare assieme fuori da scuola fino a qualche decennio fa è probabile anche questo, nel senso che per molti di noi, perlomeno chi ha una certa età, mi ci metto dentro pure io, era molto più frequente uscire di casa al pomeriggio e trovarsi con tanti altri ragazzi. Vuoi perché ce n'erano un po' di più, vuoi perché era più semplice stare fuori di casa senza rischiare. Anche solo di non venire tirati sotto da qualche macchina, visto che prima parlavate di sicurezza stradale. Ma al di là delle battute, è chiaro che i luoghi di aggregazione all'esterno della scuola e della famiglia non sono più quelli che erano disponibili una volta. La stessa idea di dire vado in oratorio, scusate un po' la banalità, è molto legata anche a un certo contesto in cui si nasce e si cresce. Se io non ho una dimensione di vita parrocchiale o comunque di esperienza religiosa, l'oratorio per me è chiaramente una dimensione del tutto sconosciuta. Prima giustamente il sindaco diceva i comuni stanno facendo molto, è vero, cioè rispetto anche alle risorse che hanno, che sono limitate, anche per i comuni con cui ho avuto la fortuna di lavorare io, tutto quello che si può fare si fa. Che cosa potrebbe fare ad esempio il mondo della scuola per lo spazio aggregativo? Anche qua la scuola può fare diverse cose e le può fare però nella misura in cui ha spazi e anche lì purtroppo risorse dedicate. Cioè potremmo anche avere i ragazzi a scuola qui nel pomeriggio, potremmo anche creare situazioni di polo scolastico, penso a Treviso Nord ad esempio, in cui i ragazzi possono frequentarsi oltre l'orario delle lezioni e oltre quello che può essere il singolo progetto o i progetti che la scuola mette in atto. Questo però significa che dovremmo, parlo per le scuole secondarie di secondo grado, le superiori, avere ad esempio spazi mensa, spazi aule studio, possibilità di avere i docenti che rimangano al pomeriggio per fare anche semplicemente consulenza o per il dialogo con gli studenti, un rapporto più intenso con il mondo ad esempio dell'assistenza sociale delle cooperative e anche, ripeto, anche una questione di dimensione proprio fisica degli spazi per scuole che non sono state pensate per questo. Sentiamo come commenta il sindaco della Pietra. Un sindaco che c'è sul pezzo, tanto è vero che lui mi ha sopportato assieme agli altri sindaci, ma lui in particolare col sindaco di Arcade, questo sport senza barriere all'ippodromo di Treviso, 2 giornate meravigliose, bellissime, dove abbiamo visto che fare squadra è importante. Prego, sindaco. Sì, verissimo. Io starei ore ad ascoltarlo, il professore, perché
sta dicendo delle cose che penso profondamente anch'io. È vero che però magari il giovane preferirebbe avere degli spazi alternativi a quelli scolastici, no? Proprio per non, come dire, per non vivere sempre lo stesso ambiente, anche seppur in maniera differente. Quello che diceva lui in ordine alle parrocchie è sacrosanto. È vero anche che comunque, adesso io non voglio trovare colpevoli o puntare il dito, è vero che magari anche la Chiesa, ecco, non ha saputo in un certo qual modo tenerseli, anche se erano meno, diciamo che magari, ecco, poteva essere fatto qualcosa in più anche in quell'ambito. Detto ciò, io non sono mai stato, sono credente, ma non sono mai stato un praticante di quelli convinti, eppure l'oratorio lo frequentavo tantissimo perché era comunque un luogo dove venivano anche fatte le prime esperienze, anche magari il primo bacino, no? Le prime esperienze amorose, oppure si stava in compagnia a giocare a calcio. Adesso sa cosa c'è? Che molto probabilmente si ha tanto e si vuole ancora di più. Una volta magari con un po' meno, e lo dico io che sono un ragazzo degli anni 70, quindi non sono vecchissimo, ecco, però davvero mi sembra di sentir parlare i miei genitori o i miei nonni, no? Quando dicevano una volta bastava poco. Ecco, credo che forse la soluzione sarebbe quella di tornare ad apprezzare il poco, no? Al netto poi chiaramente dell'evoluzione che c'è stata sia in termini di traffico, come diceva prima il professore, sia anche in termini proprio di società. Allora andiamo a vedere anche questa sempre gita inclusiva, intervista ragazzi davanti al bar della motonave. Andiamo a sentire cosa dicono i nostri ragazzi. Sono Mirko, ci tengo a fare un saluto grande alla terza TH, ringrazio tutti per questa gita bellissima, ringrazio i prof che ci hanno accompagnato, la prof del Zotto e il prof Gava, e vorrei fargli un applauso grande. Voce, non aver paura. Nome e cognome. Mi chiamo Tommaso Meazzo, vorrei fare un applauso ai professori, a tutti, al mio amico Mirko, e alla prima, alla seconda, terza, DH. Siamo contenti tutti di essere qui in questa città meravigliosa. Per applausi. Cosa vuol dire per te gita inclusiva? Quante gite inclusive fate? E poi alla fine, quando torneremo, vi chiederò se vorreste ritornare. Ma al momento cosa vuol dire? Cos'è per te la parola inclusione? Per me la parola inclusione è tipo sì, una gita bella come si sta facendo adesso, tipo sì. Sì, è una bella gita questa, speriamo di rifarla più spesso, dobbiamo anche meritarcela del comportamento, poi niente, forza Inter! Allora, professore, come ha sentito qualcosa o ha visto, Mirko è il capo, tanto è vero che l'altro ragazzo continua a guardarlo perché vuole che Mirko approvi quello che vorrà dire o che dirà. Ma soprattutto non sanno rispondere. E quando alla mia domanda, cos'è il volontariato? Lo conosci? Poco. Ti piacerebbe fare volontariato? Non so, vorrei provare. Queste sono le risposte che ho sentito sia nella gita inclusiva che alle fiere di San Luca. Non conoscono il mondo del volontariato o pochissimi. E forse è un mondo che forse potrebbe fargli crescere. Lo sport, soprattutto quello che abbiamo fatto all'Ippodromo Sant'Artemio con 40 società sportive, tutto gratuito, con 20 sindaci che hanno dato il patrocinio su questo meraviglioso parco. Forse, professor Carbonare, non sarebbe utile di trovare una soluzione per far partecipare questi ragazzi agli eventi anche importanti? Ad esempio, fra poco ci sarà la colletta alimentare, farmacia per i bambini.
ma io ho solo alpini, forze dell'ordine, non ho i ragazzi, perché le scuole non si può, c'è problema, ma non andiamo da nessuna parte, c'è qualcosa che non va bene. A mio avviso, sa professore, guardi che posso sbagliare, dico quello che penso. Sono a loro che dovremmo rivolgere queste raccolte, far capire l'importanza di raccogliere, di donare, cosa vuol dire non avere soldi, partecipare al mondo del volontariato. Ma io non riesco a averli questi ragazzi, ma non solo io, neppure le associazioni che io ospiti, non abbiamo giovani. I giovani non ci conoscono, eppure più di qualche volta sentiamo andiamo nelle scuole, non basta. Prego professore. Allora, il rapporto con le associazioni in realtà c'è, poi ogni scuola cerca di valorizzarlo come può. C'è in due modi. Ci sono delle iniziative per le quali, grazie al lavoro di alcuni docenti, i ragazzi incontrano delle associazioni di volontariato qui a scuola, e ce ne sono altre che sono i cosiddetti percorsi per l'orientamento e le competenze, la vecchia alternanza scuola-lavoro. In quel caso le associazioni di volontariato accolgono i ragazzi per dei percorsi in cui loro fanno sostanzialmente attività con l'associazione e viene riconosciuto come PCTO. L'altra cosa che si fa a scuola, o meglio che si riconosce a scuola, è l'impegno di volontariato dei ragazzi attraverso i crediti formativi per i ragazzi di triennio. Ora, che ci siano delle difficoltà di ordine tecnico nel lavorare sistematicamente con le associazioni, soprattutto per i PCTO, cioè la vecchia alternanza scuola-lavoro, è vero, perché la normativa sacrosanta, peraltro, che ha innovato in termini di sicurezza, richiede non solo a un partner associativo, ma anche a un partner che può essere un datore di lavoro, uno studio professionale e quant'altro, dei parametri di sicurezza che prima esistevano ma erano meno vincolanti. Parlo anche proprio di carte, di documenti da produrre, di strutture da avere in loco. E questo in ultima istanza cosa fa? Può frenare la collaborazione con l'associazionismo un po' più piccolo, quello diciamo così un po' meno strutturato, organizzato, che non sia la grande realtà associativa diffusa su più comuni o sull'intera provincia. Il problema di fondo però temo sia la questione della conoscenza, come diceva lei, cioè del sapere che esiste la possibilità di fare volontariato e del sapere che la possibilità di fare volontariato ha una sua rilevanza valoriale. E a scuola se ne può parlare quanto ne vogliamo, ma temo che torniamo anche lì al punto di partenza, cioè quanto in una famiglia certi messaggi, anche semplicemente certe indicazioni di conoscenza vengano passate o no. Non è per scaricare la responsabilità sulle famiglie, però i messaggi fondamentali partono da lì. Partono da quello che in famiglia si fa o non si fa, si dice o non si dice, dai linguaggi che si usano, dagli stereotipi che si trasmettono. Scusi professore Dario Carbonare, ma se io vivo su una famiglia difficile dove ho due genitori che se non li avessi sarebbe meglio, come faccio io ad arrivare al mondo del volontariato se non ho un indirizzo anche scolastico, come dice lei, per una burocrazia anche eccessiva? A mio avviso, io delle volte veramente mi domando dove andiamo con tutta sta burocrazia e se è proprio quell'obiettivo, è quello di dividerci invece di unirci. Non vado da nessuna parte, finisco nella cattiva compagnia, chissà cosa sarà sta cattiva compagnia, io li abbraccio sempre, sa professore, anzi loro mi baciano poi alla fine e sono i ragazzi quelli proprio terribili, quelli che non si riescono a domare, tanto è vero che uno mi ha promesso che non farà più scherzi a scuola terribili ai suoi compagni, ho detto guarda che vengo a beccarti se non mantieni la parola, guarda che vengo a beccarti, guarda che non sto scherzando, vediamo se almeno questa gita inclusiva riuscirà magari a salvarne uno. Abbiamo già fatto un passo in avanti. Prima di sentire il sindaco abbiamo Paolo da Montagnana. Vai Paolo. Buongiorno Mirella. Buongiorno. E buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, secondo me, io sono nonno, dunque ho i capelli bianchi, no? Sentivo il professore che diceva no, degli oratori, no? Allora, una volta noi eravamo stimolati dagli oratori. Perché? Perché tanto che gli era chi sapreti. Nel mio paese che gli era il cappeano, diciamo, gli arciprete e due preti giovani
che la domenica iniziano a impegnare o a calcio, o a mangiare anguria, o fare tutto quello che si poteva fare. Purtroppo preti ne sempre manco. E qui che resta poretti ormai in una età che mica più stimoli per anche dei giovani, perché i giovani è tutta un'altra politica. Secondo me deve essere anche le istituzioni, perché mi dicono che siamo dei bravi giovani, sono dei bravi giovani. Secondo me le istituzioni, no, dovrebbero trovare un sistema di tenerli impegnati fuori dall'ambito scolastico, no? Esatto, come dici te nel volontariato, dovrebbero, siccome che una volta Mireia, quando nascevano nel campo, allenarsi al campo del calcio, era i nostri allenatori non gerati, adesso sono il preparatore, che è l'allenatore del portiere, era una persona che tenia 30-40 tosetti. Adesso gli allenatori del calcio, vedo me, mi fa fatica a tenere questi tosetti. Il ha 20-30 tosetti e 4-5 persone che cercano da tenerli. Mi dico che dovrebbe essere l'istituzione che le dovrebbe marcare un po' di più su certe tipologie di tenere impegnati i giovani, no? Anche se c'è dei costi, ma impegniamo istituti, perché io vorrei sapere una roba, Mirella, e batto sempre il martello su quel chiodo, no? Mi adesso arriva tutti sti schemi del PNR, vorrei che a fine di tutti sti schemi che arriva del PNR, vorrei capire lo Stato, che lo Stato so anche a me, però io non lo saprò mai, in tocca va a buttare tutti i schemi, quanti che ne vi spesi, quanti che ne vi buttare via per delle robe che non va bene. Grazie Paolo, molto chiaro. Sentiamo il sindaco della Pietra che diventerà ricchissimo con i soldi del PNRR e tutti i sindaci arriveranno montagne di soldi, poi alla fine sentirete quanti soldi arrivano divisi. Prego sindaco. Sì, beh, io direi che non è il caso che parli di PNRR adesso, perché altrimenti poi dopo rovino la giornata a tutti. Però sai benissimo qual è la mia posizione in proposito. Credo che il PNRR sia nato in una condizione di emergenza. Oggi, per l'amore di Dio, lo siamo ancora, ma è una situazione di emergenza diversa. Molti degli interventi che erano stati previsti, secondo me, sono anacronistici oggi, e quindi andrebbe rimodulato e andrebbero reinvestiti i soldi. Quanto diceva il signore da casa credo sia corretto. È chiaro che per investire in tal senso occorre avere le risorse e io nel mio piccolo, nel mio comune credo di star facendo, di aver fatto quello che potevo fare, ecco, in tal senso, con delle progettualità specifiche, investendo anche dei soldi e spiegando ai cittadini che questi soldi erano investiti per la prevenzione. Poi sai che io faccio anche sempre quel discorso che qualora un ragazzino dovesse essere inserito in una comunità, cosa che fortunatamente da 8 anni a questa parte non accade nel mio territorio, rischio di diventare cinico, di sembrare cinico, ma per la collettività sarebbero dei costi davvero molto alti. Poi, in ordine a tutto quello che è stato detto, io non posso che essere d'accordo. La mancanza dei parroci è reale, però ecco, mi trova d'accordo ancora il professore quando si dice che non possono essere solo gli ambienti esterni, bisogna che ci sia qualcuno dall'interno. Una volta l'associazionismo era un modo ma anche per passare il tempo e anche per fare cioè se anche non c'era la consapevolezza della grandezza, ecco, del gesto che si faceva partecipando all'attività di un'associazione, vi era comunque un interesse di socialità, di socializzazione, di esperienza, di uscire fuori di casa che era una roba grande, specie per i più giovani. Oggi ragazzi abbiamo il telefonino, abbiamo le PlayStation, abbiamo tutto a portata di mano e caro il Mebel, e quindi succede quel che succede. Però se c'è il Luna Park o la sagra del mio paese io ci vado e mi intrigo
ho voglia di fare, poi ci troviamo che 3 ragazzini tengono in pugno sindaci, persone, tutto quanto. Questo non può accadere, sindaco, dobbiamo andarceli a prendere noi, lo sa come la penso? Sì. Dobbiamo andarceli a prendere questi ragazzini. Allora sentiamo anche cosa dicono i professori, abbiamo sentito i ragazzi, andiamo a sentire la professoressa cosa dice della gita inclusiva. Allora, questa giornata cosa vuol dire per lei, questa gita inclusiva, la Fenice che si sta accogliendo? Oh, mamma mia! Allora, sembra il Festival delle Eccellenze, mi viene a dire così, no? Ecco, stiamo concludendo davanti alla Fenice. Lei prima ha parlato di numeri unici, no? Ecco, io credo che tutti noi siamo, i ragazzi, sono unici e ciascuno di loro ha la sua peculiarità, dobbiamo solo scoprirla e cercare di appunto coltivarla, no? Ecco, di ciascuno di loro, ecco, scoprire il talento e cercare di fare in modo appunto che possa esprimerlo al meglio. Io penso questo, ecco, questo è il nostro compito in questi 3 anni la vostra mission formativi, sì, certo. Professoressa, poi ci sarà un tema in classe su questa gita inclusiva, sulle bellezze del territorio, di quelle emozioni. Sì. Noi veramente questa cosa la sviluppiamo già da un paio d'anni, questa materia, perché studiamo gastronomia regionale, quindi naturalmente facendo questa cosa dobbiamo partire dal territorio, no? Dall'economia, dalla cultura soprattutto, e quindi questa gita veramente capita a fagiolo, ecco, è la nostra materia di studio. E voi poi ci avete offerto quell'ottimo pranzo a base di frittura di pesce, quindi insomma penso che abbiamo realizzato una bella lezione, ecco, di cui insomma parleremo anche a scuola naturalmente. Allora, professore Dalle Carbonare, ecco, questi professori che sanno l'importanza dell'inclusione delle materie, perché tutto diventa materia scolastica, anche una gita. Prego, professore. Allora, la testimonianza del docente con cui lei ha parlato penso sia una delle cose più significative che si possono dare, cioè delle tante cose positive e belle che le scuole italiane fanno. Perché poi purtroppo quello che passa spesso nei media è l'evento negativo che capita a scuola. Io vi posso garantire che in tutte le scuole di esperienze di inclusione e di lavoro giorno per giorno, non parlo solo con delle situazioni di disabilità, parlo anche delle situazioni di difficoltà. Ecco, le esperienze che le scuole hanno tutti i giorni sono molto più numerose e molto più significative di quanto non emerga poi nei mezzi di comunicazione. E in questo senso l'attività che si fa smuove molto più di quanto non si veda fuori. Tanto è vero che i ragazzi e le ragazze poi hanno una familiarità, parlo dei ragazzi che non hanno disabilità, hanno una familiarità con le situazioni più diverse, molto più ampia e più forte di quanto non potesse avvenire anni fa. Se noi facciamo anche un confronto rapido con quello che era l'atteggiamento delle famiglie e la situazione delle famiglie con disabilità, parlo di 30-40 anni fa, rispetto ad adesso, forse qualcuno di noi se lo ricorderà, i ragazzi disabili, le ragazze disabili erano molto più spesso chiusi e confinati in casa, non parliamo degli istituti speciali poi tra l'altro, di quanto non capiti ora. Ora, noi abbiamo il brutto vizio di vedere solo le cose che non funzionano. Se noi guardassimo anche quello che è funzionato in questi anni, forse saremmo anche un pochettino più fiduciosi rispetto al futuro. Professore, il problema è che noi dobbiamo guardare quello che non funziona per migliorare le cose, perché quello che funziona, funziona. Dobbiamo colpire quello che non funziona e bisogna parlare di quello che non funziona. Io sono inorridita, glielo dico professore, a vedere che dei gruppi di ragazzini, perché sono pochissimi rispetto a quelli che si comportano bene, che fanno il loro dovere, che sono rispettosi, che abbiano questa visibilità,
questa importanza che stiamo dando. Ecco, io professore, veramente, siccome so che i numeri sono molto piccoli rispetto a quelli grandi che sono quelli bravi, dobbiamo smetterla di dare visibilità a questi ragazzi. Dobbiamo cercare di unire le forze per fermarli, perché guardate che se lasciamo campo libero, da pochi diventeranno tanto, perché c'è l'emulazione. Avete visto quel ragazzo che guarda l'amico e per parlare ha bisogno dell'amico. Ecco, se questo amico non cominciamo a fargli capire che deve dire le cose giuste al momento giusto, forse non andremo da nessuna parte. Cosa dice il sindaco? No, dico che era una bella conclusione quella del professore, no? Di dire di guardare anche al positivo, ma sei arrivata tu a calarci nella realtà in maniera netta. Dico che assolutamente sono una parte minore, però ciò non toglie che il problema ci sia e, come dici tu, da poco si rischia, ecco, che assumano dimensioni maggiori. Ma quanto dicevi tu prima in ordine alle fiere, no? Alle sagre del paese, che dobbiamo andarceli a prendere. Vedi, c'è anche effettivamente una facilità nel sapere dove andarli a prendere, per cui ecco, già è un punto di partenza anche quello, no? Perché se uno non sapesse dove cercare le Ma sappiamo dove sono, sindaco, anche lei lo sa dove sono i suoi. Hanno un nome e un cognome, voi li conoscete. Il problema è che avete un po' le spalle al muro, sindaco, avete paura di affrontare poi i genitori che difendono l'indifendibile o che arrivano con l'avvocato. Io dei genitori ho poca paura, devo essere onesto, essendo genitore anch'io, no, allora... No, guarda, oggi stai trattando dei temi che fatalità ieri e l'altro ieri ho trattato direttamente, perché sono talmente quotidiani, no? Hai parlato dell'associazionismo e dell'età dell'associazionismo. Io sono stato sabato sera al concerto azzurro dell'Arma Aeronautica e ieri a un pranzo con degli alpini. Ecco, la fascia intermedia non esisteva, c'era qualche ragazzino che serviva ai tavoli, perché ancora quella cosa c'è, fortunatamente, no? Bene. E si parlava di dare ricambio, ma dell'impossibilità di dare ricambio, anche perché comunque manca anche la nostra di fascia. C'è da dire anche questo, nell'associazionismo non è sempre il ragazzo che manca anche il genitore del ragazzo, e questo lo dico assumendomi anche le mie responsabilità. Poi fatalità, guardi, ieri c'era fuori dal parco, c'erano dei ragazzi, no, i cosiddetti bulli. Sono andato io, erano seduti sulle altalene, sono andato io a parlarci, ci ho parlato tranquillamente, loro, guarda, affabilissimi. Io ho detto, mi raccomando, se arrivano le famiglie con i bambini più piccoli, fatemi una cortesia. Sì, ecco, guarda, è solo perché ci hanno chiuso un campo in parrocchia, non sappiamo dove andare a giocare. Cioè, se poi ci si parla, ci si rende anche conto di quelle che sono le necessità e di quanto poco, diciamo poco, ma potrebbe bastare per arginare, ecco, una situazione che potrebbe diventare pericolosa. Allora, professore, non sarebbe il caso di iniziare già a lavorare, questo glielo chiedo io personalmente, per cercare di fare i centri estivi ai ragazzi, perché sono indignata a sentire i numeri che hanno i centri estivi e i costi. Io ho dovuto fare i centri estivi a Villa Margherita inclusiva con la scuola del fumetto di Treviso, perché le famiglie che vengono al Banco Solidale non avevano la possibilità di portare i loro ragazzi a fare il centro estivo. Ma secondo me la responsabilità, naturalmente non da soli, ma anche con qualche addetto al lavoro, qualche professore, perché sono in grado, una volta i grandi gestivano i piccoli e siamo cresciuti, qualche bel cazzotto non fa anche male tra di noi, ce lo siamo sempre dato, non è che adesso scopriamo l'acqua calda o che sia una cosa diversa. Adesso hanno sti social maledetti che amplificano quello che è veramente la realtà che noi viviamo, e lei la vive, professore, l'ha detto anche molto bene, e anche il sindaco della Pietra, per cercare di fare i centri estivi a questi ragazzi, magari anche quelli più turbolenti, quelli che veramente pensano di avere il mondo in mano e di poter fare quello che vuole. Possiamo arrivare a questo, professore, cercare, visto che non abbiamo gli oratori, i preti, di farli diventare loro i protagonisti dei centri estivi? Prego, professore. Allora, sì, si può fare. Una delle ultime proposte che ha fatto il Ministro pochi giorni fa è
l'utilizzo delle scuole per tutta una serie di attività estive, il che non vuol dire che gli insegnanti rimangano qui H24 in agosto, non è questo il concetto, però le scuole come centri un po' di aggregazione, di formazione sociale, non per fare attività scolastica, ma per fare le attività che possono essere giochi, possono essere iniziative di conoscenza del territorio, attività artistiche, attività musicali e quant'altro. Anche qua le strutture di per sé si possono utilizzare, hanno dei limiti perché chiaramente è una struttura, non tutte le strutture scolastiche hanno magari degli spazi sportivi che si vorrebbero un po' più ampi, tanto per dirne una, o un po' più articolati. Ma chi sta con quei ragazzi lì? Cioè comunque ci vuole un'organizzazione che almeno alcuni adulti responsabili li veda presenti. Allora, o lì ci sono delle associazioni di volontariato che vengono gratis ad Amore Dei, e la vedo un po' dura, oppure servono anche lì risorse in persone. Professore, materiali. siamo 7.000 associazioni di volontariato, scrivetelo sulle scuole, 7.000 professore. Non vorrà mica dirmi che non riusciamo a trovare, compresi gli alpini, compresi tutte le associazioni che ho persone proprio anche preparate per aiutare e supportare anche questi ragazzi. Professore, 7.000 associazioni di volontariato puro. Allora, se sono disponibili a fare che cosa però? E questo è il fatto, signora. A fare i centri estivi con questi ragazzi. A farli dove? A farli da noi, a farli a casa loro nel senso nelle loro realtà associative? Dove ci sono le strutture, poi non per forza deve essere la scuola può spostarsi anche in una struttura dove può fare attività di volontariato fisica, sportiva. Ad esempio penso all'ippodromo, professore. Mi viene in mente l'ippodromo, professore, dove ci siamo in tanti. Professore. Bisogna mettere insieme le persone, signora, da quel punto di vista. Prego? Bisogna mettere insieme le persone e capire se ci sono appunto le possibilità. Bisogna fare dei tavoli, e finalmente dei tavoli che però producono un qualcosa di obiettivo e di facile. Vedo che i bambini li portano anche sul parco di Villa Margherita, tantissimi bambini con le scuole paritarie che si lamentano che non hanno soldi, però vedo che arrivano con delle corriere, arrivano in tanti, stanno là fino alle 4 del pomeriggio, perciò vuol dire se c'è la volontà di fare si può fare. È questione di volontà. Cosa dice il sindaco? Lei l'ha provata con l'ippodromo. Cosa dice se ci mettiamo tutti assieme e cerchiamo di creare qualcosa di importante per il prossimo anno, per il 2024, visto che la scuola ha bisogno di progetti seri, validi? Cosa dice il sindaco della Pietra? Beh, io dico che da parte mia sai che puoi contare su di me. No, ma cosa ne pensa del progetto che ho in mente? No, beh, ma io lo appoggio in toto, era un modo per dare atto, poi tu hai quella capacità di arrivare alla gente e quindi diciamo che sei un bel veicolo da questo punto di vista. È chiaro che però le persone vanno convinte e bisogna insistere e non scoraggiarsi, perché guarda, anche il discorso dei centri estivi ne avrei da dire. Io ho dovuto come dire, toglierli quest'anno, quelli organizzati dal comune, perché ho avuto 8 iscrizioni. Tu capisci, 8 iscrizioni ai centri estivi, e erano quelli che costavano meno e, se posso, erano quelli anche, no, non organizzati meglio, ma sicuramente organizzati con tutti i crismi. Per cui, sai, non è semplice, bisogna tirarsi sulle maniche e via andare. Sì, perché vede, sindaco, io sono dell'idea che da soli non si va da nessuna parte. Dove abbiamo i ragazzi? Nelle scuole. Chi abbiamo nelle scuole? I dirigenti, qui ne abbiamo uno questa mattina. Sono loro che dobbiamo cercare di far veicolare questi ragazzi, perché non ci conoscono. Questo è il dramma del mondo del volontariato. A parte qualche realtà che entra nella scuola 2 o 3 volte l'anno, non ci conoscono. Ma non è che lo dico io, me lo dicono i ragazzi. Li ho intervistati al film Nata per te, li ho intervistati alle fiere di San Luca, abbiamo fatto vedere nei nostri telegiornali. Cosa vuoi? Vorrei una scuola, qui mi rivolgo al professor Dalle Carbonare, più che mi intrighi di più manualità nel pomeriggio. Le hanno dichiarato loro, sa professore Dalle Carbonare, le faccio sentire se vuole le interviste dei telegiornali. Allora c'è qualcosa che forse non riusciamo ad arrivare abbastanza ed è là che li troviamo, nelle scuole. Dove li troviamo questi ragazzi? Prego professore. Allora, attività che abbiano una manualità maggiore o laboratori di tipo diverso si possono anche fare.
ci sono comunque diverse scuole che la parte di manualità, di creatività e di invenzione ce l'hanno nel loro DNA e lo fanno tutti i giorni. E se queste attività però si devono fare anche in ambiente extrascolastico, o meglio, a scuola, ma al pomeriggio torniamo al punto di partenza. Cioè, non è che io possa stiracchiare l'orario di servizio di un collaboratore scolastico, di un docente e fargli fare gratis attività di supporto di questo genere. Lo so che sono noioso da questo punto di vista, però o vengono qui altre persone che però non possono utilizzare le nostre strutture in maniera del tutto libera e vengono qui a che titolo, oppure si trovano risorse diverse per far lavorare di più le persone che sono già a scuola. Risorse, ed è là il problema, dobbiamo trovare le risorse perché non sempre tutto deve essere gratuito, delle persone che devono anche essere pagate in supporto al mondo del volontariato. Siccome c'è la possibilità di fare questo, perché c'è la possibilità, glielo posso assicurare, basta la volontà, ma c'è la possibilità, me l'ha detto anche prima la dottoressa Mirella Zambello, che è la presidente degli ordini degli assistenti sociali del Veneto, che bisogna collaborare di più assieme, fare più squadre, le risorse si trovano. Io ci spero tanto, professor Dalle Carbonari, visto che l'ha detto non l'ultima della classe, ma l'ha detto una persona che è responsabile di tutti i servizi sociali del Veneto, perciò penso che la voce sia arrivata a qualcuno. Bisogna fare squadra e trovare le risorse che ci sono. Sindaco, cosa dice? Troveremo le risorse? Assolutamente sì, si troveranno, certo Mirella. Anche perché se dico qualcos'altro poi rischio di essere bacchettato. Ma siccome che abbiamo anche fior di imprenditori, no, di prenditori, forse se andiamo a bussare voi sindaci per primi, lei si mette a ridere, ma mi penso che sia ora veramente che qualcuno metta anche la mano in tasca per aiutare queste realtà che magari sono anche i nipoti suoi, i figli, prego. Ma ridevo perché hai detto imprenditori e non imprenditori, non era assolutamente riferito al... no, perché è vero, ci sono gli imprenditori e i prenditori, noi andiamo invece dagli imprenditori, visto che siamo nell'ex ricco nord-est e abbiamo la fortuna di averne ancora, forse se andiamo a bussare nella maniera giusta e concreta troveremo anche delle risorse per finanziare questi progetti che fanno bene anche a loro poi oltretutto e possono creare anche dei futuri uomini. Ecco, come ci saluta Sindaco? Allora, io dico due cose, se posso. La prima è che troveremo le risorse, ma torno a quanto detto dal professore prima, ovvero che anche il discorso sicurezza, burocrazia e via dicendo limitano molto e quindi bisogna trovare la quadra in modo tale che una volta trovate le risorse si abbia anche la certezza, ecco, che le cose vengano fatte come si deve, perché ahimè la responsabilità è sempre grande, no? Bene. La seconda, permettetemi, oggi mia moglie compie 38 anni e allora gli faccio tanti auguri da qui. Auguri alla moglie del sindaco della Pietra, auguri da tutta Sveglia Veneti. Grazie sindaco. Professor Dalle Carbonari, come ci saluta? Allora, visto che comunque noi lavoriamo a scuola, l'approccio deve essere quello della speranza e della voglia di fare, e che c'è. Prima so che lei diceva bisogna guardare anche le magagne per risolverle, sicuramente non le mettiamo sotto il tappeto perché le abbiamo tutti i giorni e le vediamo tutti i giorni. Il messaggio è che lavorando con i ragazzi più giovani e avendo tantissime persone che ci credono, l'approccio sia quello positivo e di un miglioramento continuo. Tanto la ringrazio per l'ospitalità e anche i suoi ascoltatori, saluto anche il sindaco. Grazie professor Mario Dalle Carbonari, dirigente scolastico Liceo Da Vinci di Treviso. La verrò a trovare, professore, faremo due chiacchiere io e lei, cercheremo di portare avanti, visto che abbiamo la fortuna di avere un ippodromo a disposizione, anche riscaldato, anche d'inverno e anche d'estate, forse potremo fare qualcosa in più per dare la possibilità a questi ragazzi di staccare la spina. Grazie, pubblicità. Altri due graditi ospiti, abbiamo in presenza Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico, Associazione Difesa Consumatori. Grazie Codognato di essere qui. Vediamo se è collegato anche Mario Spezia.
No, deve ancora collegarsi. Allora, Codognato, sentiamo cosa ci racconta Associazione Difesa Consumatori. Abbiamo proprio bisogno, sa, di essere difesi. Guardi che siamo veramente messi non male, ma Lucio, ci mancava anche questa un'ulteriore guerra, e il petrolio che sale, noi scendiamo, anzi non prendiamo fra poco più i mezzi di trasporto, né quelli né classici e quelli anche non classici, perché abbiamo anche paura forse. Prego. Allora Mirella, chiaramente come associazione dei consumatori abbiamo un extra lavoro ormai da anni, però diciamo che ecco, con questa situazione geopolitica sempre più surreale a questo punto, noi ci troviamo veramente ad affrontare problematiche di ogni genere che vanno da, adesso in questo momento ovviamente il problema più grosso che stiamo monitorando è la questione dei costi energetici, quindi in primis le bollette, che già sappiamo che sono già aumentate a ottobre nel mercato tutelato, indipendentemente dalla guerra, e per quanto riguarda la luce è aumentato del 18,6%, quindi chi è nel tutelato pagherà il 18,6% in più, una famiglia media insomma sbosserà 180 euro in più in un anno. Il problema è che adesso si aggiunge una nuova percentuale di aumento legata al conflitto, legata in realtà anche a il guasto al gasdotto che unisce Estonia e Finlandia, quindi ha varie motivazioni. E pensa Mirella che stiamo parlando di aumenti che potrebbero variare tra il 15 e il 25% delle bollette di luce e gas, quindi io mi sono segnato che potremmo arrivare a spendere anche 200 euro in più in un anno per la luce, 360 euro in più per il gas. Dove andiamo a finire? Certo. Anche perché abbiamo degli stipendi e delle pensioni che non ci permettono di fare questo, perciò vuol dire rimanere al freddo. Colpiamo le fragilità ancora una volta? Ma sai che noi abbiamo persone che restano veramente al freddo? Io resto stupefatto a pensare come una persona anziana possa riuscire a vivere 1, 2, 3 settimane in pieno inverno senza gas perché gli hanno tolto il gas, perché i fornitori se uno non paga le bollette non è che dicano ah poveretto non aveva i soldi. Abbiamo delle situazioni allucinanti. Ma secondo lei, Codognato, perché non sentono il problema delle fragilità? Perché dire questi discorsi a uno che prende 2, 3, 4, 5 mila euro, 10, 20 mila euro al mese, cioè può fregargliene più o di meno. Il problema è che questa diciamo sofferenza va a pesare ancora di più sulle tasche di quelli che hanno già poco, che sono i fragili, che hanno problemi di malattie. Ma come facciamo a non ascoltare questa cosa, Codognato? Ma allora, noi ovviamente l'ascoltiamo, tu l'ascolti, noi siamo presentissimi anche perché tutti i giorni affrontiamo appunto i racconti delle persone che hanno difficoltà quotidiane, e ti dirò di più, a me sembra che una delle categorie che stia soffrendo di più sia alla fine quel ceto medio famoso, no? Quindi quello non poverissimo che con l'ISEE a 12.000 euro, ma chi magari ha uno stipendio diciamo dignitoso, magari 1.400 euro, 1.500 euro, sono le famiglie che stanno un po' soffrendo di più. Perché? Perché sono anche tenute fuori un po' da tutti gli aiuti, chiaramente, perché gli aiuti giustamente vanno a chi ha ISEE e redditi molto bassi. Il ceto medio sta facendo molta fatica perché arrivare a fine mese con un piccolo risparmio, infatti adesso la gente non risparmia più, che è un altro grande tema. Questo non lo dice nessuno, sembra che tutti stiano risparmiando, le banche siano piene di soldi, che è anche vero in parte. Vabbè, le banche sicuramente sì. No, perché sembra che anche le banche, qualcuno dice no ma non hanno più soldi, calma. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche all'ospite. Buongiorno. Ecco, diciamo che la verità, stiamo consumando meno, forse diciamo c'è la crisi, sono le tasse, c'è tanti problemi mondiali, perché questi sono problemi mondiali e noi consumiamo meno. Io ieri ho visto per TG4 la riforma IRPEF che faranno. Ho guardato questa riforma e vado a vedere che praticamente i più poveri sono quelli che pagano di più dei più ricchi. Adesso io non voglio fare discriminazioni, ma parlo dei poveri, che sarebbero quelli che arrivano a 15.000 euro lordi, pagano il 23% di IRPEF. Cosa vuol dire? Che io, poveretto, che prendo 15.000 euro all'anno, ne porto a casa 11,5. Cioè, a me mi pare una cosa assurda. È assurdo che
15.000 euro è un stipendio da fame, tu comunque governo i 15.000 euro me le tassi al 23%. La cosa assurda è che la seconda aliquota, che era al 25%, l'hanno portata al 23%. Ma mi scusa, mi sai, allora quello che sta a 15.000 euro, che è un poveraccio, rimane sempre il 23% di tasse. Quello che invece porta a casa fino a 28.000 euro all'anno, li porti gli aliquote come quelli che ciapano 15.000 euro. Questa è la riforma che ha fatto questo governo qua. Cioè, io sono scandalizzato. Cioè, e puoi immaginare che è l'assurdità. Vi ricordo che quando avevo 20 anni che andavo a lavorare, le aliquote, le più basse, erano al 10%. Cioè io in busta paga da operaio ero tassato al 10%, massimo al 15%, non al 23% come c'è adesso. Adesso voi ditemi perché c'è sta crisi, perché l'Italia non cresce. L'Italia non cresce perché logicamente se tu governo ogni 4 mesi mi cavi via uno stipendio, a fine anno fatti i conti quanti soldi che io lascio allo Stato solo di tasse. Poi dopo non parliamo dei contributi per la pensione qui e là. È una roba, è uno scandalo che stia avanti così. Ma di queste cose qua nessuno ne parla, perché adesso c'è la guerra, adesso c'è l'Ucraina, c'è il Medio Oriente, queste cose qua nessuno ne parlano. Cioè, dite voi, perché io mi affido all'associazione dei consumatori, perché logicamente, diciamo la verità, si consuma meno perché abbiamo meno soldi in tasca, in poche parole. Buongiorno e grazie. Grazie Antonio. Allora saluto anche Mario Spezia, Presidente Associazione Il Carpido di Verona. Grazie Spezia di essere qui con noi, grazie veramente. Poi vedremo questi bellissimi video che veramente ci fanno ben sperare, non ci resta altro da dire. Però adesso, visto che abbiamo parlato di sociale, andiamo a Padova e andiamo a vedere il servizio Bilancio Sociale Cucine Popolari. Ci sono o anziani, ecco, che questo è uno dei nostri temi forti, no? Ecco, l'età anziana e che poi c'è una solitudine perché non c'è una rete, quindi che vengono qua anche semplicemente per parlare con l'operatore, per parlare con il volontario. Ci sono persone dai 40-50 anni ecco, che entrano e escono dalle comunità, che non ce la fanno ad uscire, perché non è che non vogliono, ecco, non ce la fanno ad uscire. Ci sono per fortuna pochi, ma ci sono ancora giovani che hanno problemi di tossicodipendenza. Questo è l'identikit degli italiani che usufruiscono delle cucine economiche popolari di via Tommaseo. Lo traccia suor Albina Zandonà, che delle cucine è direttrice. Gli italiani sono il 12% degli ospiti delle cucine. Questo lo spaccato che emerge dal bilancio sociale del 2022. 12% sono italiani, quindi anche accogliere e vedere. È una persona che sta facendo servizio adesso qui alle cucine attraverso il progetto del PUC. Lui ha detto: io avevo una vita normale e sono scivolato perché ho perso lavoro, perché ecco così. Quindi arrivo a capire molto bene le persone che vengono alle cucine, perché è facile scivolare. Ecco, magari uno dice: a me non toccherà mai, no? Perché secondo me anche le persone non entrano alle cucine oppure ci guardano, no, perché fa paura la povertà, perché inconsciamente magari uno dice può succedere anche a me, ecco, no? Però il fatto di dire vabbè, ma si può scivolare ma si può anche rialzarsi, ecco. Se trovo un ambiente che in quel momento mi accoglie, poi mi aiuta a riprendere, ma ci vogliono questi ambienti che accolgono nel momento del bisogno. Un anno importante il 2022, in cui si celebravano i 140 anni dalla fondazione delle cucine, una realtà che da sempre interagisce con la città di Padova. Le cucine però a breve cambieranno volto, approfittando dei fondi messi a disposizione del PNRR. Infatti saranno ristrutturati gli stabili della canonica del Tempio della Pace, migliorando e incrementando il servizio.
Cioè non vogliamo che sia solo un trasloco, un passaggio di muri, ma vogliamo che sia un'innovazione sociale, capire come migliorare i servizi, e lo faremo attraverso l'ascolto degli ospiti. Dedicheremo proprio un tempo per ascoltarli, incontrare, e che siano loro a dirci di che cosa hanno veramente bisogno, quali sono le loro reali necessità e le loro priorità. Avete sentito numeri che fanno rabbrividire, Codognato, il 12% sono italiani, perché qualcuno non si rende ancora conto di questo, e scivolare è facile, come ha detto la suora. Prego. Sì, tra l'altro appunto è emblematico appunto questo servizio, che è molto molto bello. Io ho delle esperienze anche personali una in particolare, un amico che ha studiato, che ha lavorato e tutto. Io ho scoperto da un giorno all'altro che non aveva più la possibilità di comprarsi da mangiare ed era costretto appunto ad andare a prendersi i sacchetti della Caritas. E sto parlando di una persona che, tra l'altro, di una famiglia insomma anche agiata, diciamo tra virgolette, che da un giorno all'altro si è trovato senza lavoro, e quindi, come diceva nel servizio, non pensiamo che tocchi, ovviamente si spera, tocchi agli altri o tocchi solo a chi viene da un altro paese, quindi agli stranieri. Purtroppo se uno perde il lavoro, a un certo punto come fa a pagare una casa, a pagare le bollette, a pagare il cibo, che abbiamo visto anche adesso, che non è che l'inflazione sia scesa in maniera particolare, sul cibo siamo ancora attorno all'8%, cioè il carrello della spesa costa l'8% in più del 2022, e nel 2022 è scoppiata l'inflazione. Cosa ne pensa Codognato del carrello della spesa di Salvini? Il carrello antinflazione, diciamo, sto leggendo, noi come Adico stiamo monitorando, perché vogliamo dire che va bene, le iniziative, quelle che possono aiutare le persone, vanno sempre bene. In questo momento è un flop clamoroso, la gente ci dice che non vede alcun risparmio, se non 1 o 2 centesimi su una spesa, ma che non ha assolutamente nessun senso. Noi come Adico diciamo questo, aspettiamo di vedere Natale, che sarà chiaramente il periodo più importante dal punto di vista delle spese, vediamo se veramente serve questo carrello. Però io vorrei fare un altro esempio, Mirella. Abbiamo un governo che si è presentato come il governo contro i bonus inizialmente, e invece ne sta facendo tantissimi. Noi abbiamo monitorato la card dedicata a te, ce la ricordiamo, che tra l'altro è quella che adesso servirà anche per il bonus benzina da 80 euro. Beh, abbiamo visto che praticamente è finita a una famiglia su 5 di quelle che avrebbero i requisiti. A noi scrivono un sacco di persone che ci dicono: ma perché a me non è arrivata la card dedicata a te? Che io ho 5 figli, ho un ISEE sotto i 15.000 euro. Quindi queste sono anche delle piccole discriminazioni. Cosa occorre fare un bonus che poi va a una famiglia su 5 di quelle che avrebbero i requisiti? Ecco, insomma, a me questo tipo di politica, come anche questo il carrello antinflazione, secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, sono un messaggio, diciamo, più quasi pubblicitario, diciamo, che altro, e credo che purtroppo non stia servendo molto però alle famiglie. Non sono queste le cose che servono. Da Padova, poi continuiamo se vi cade la linea. Ciao Stefano. Ciao Mirella, ascoltami dai, io tiro reddito di cittadinanza, no? Mi davano l'assegno di 350 euro dei bambini, che ho due gemelli. Adesso tirandomi via, avendo reddito di cittadinanza, mi hanno tirato via i contributo dei bambini che mi davano di 350 euro. Mi hanno tirato via e mi hanno detto che ho diritto con reddito di cittadinanza, tiro 720 euro. E non ho diritto dei card per andare a fare le spese, e non ho diritto a altre cose perché tiro il reddito di cittadinanza. Mia moglie lavora fuori regola perché non la mettono in regola dove è lavorare, è andato a vedere altri posti, però non trova. Io adesso ho da operarmi il ginocchio, sono a casa da 18 mesi che non riesco a muovermi. Dimmi te come facciamo ad andare avanti con questo governo di cavolo che abbiamo noi, con tutti questi partiti che mangiano soldi, strasoldi sopra di noi, e tutti questi soldi che vengono sequestrati dalla mafia. Dove vanno quei soldi? Dove vanno quei soldi? Che lavoro noi siamo qua, noi che ci mettiamo. Stefano, che lavoro ci rimettiamo facevi? noi. Non mi ha sentito? Allora, molto chiaro Stefano da Padova.
qualcuno deve riflettere, sono situazioni che nessuno avrebbe mai pensato di sentire qui nell'ex ricco nord-est. Meglio che stacchiamo la spina, andiamo a vedere questo video, Val Borago, musica e parlato. Andiamo a sentire e a vedere, poi commentiamo. Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. E ringrazio veramente Mario Spezia che con questo video ci ha fatto staccare la spina, anche se dobbiamo rientrare nella realtà. Purtroppo abbiamo Nadia in linea, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Niente, volevo chiedere al Presidente del Federconsumatori. Sì, prego. Io al primo del mese, cioè mio marito percepisce la pensione accreditata in posta, col banco posta. Se no che mi ho fatto fare la lista movimenti e mi sono messa al pomeriggio a guardare questa lista movimenti e mi vedo che ho pagato con il bancomat e ai supermercati, perché normalmente faccio solo quello, i pagamenti, e mi vedo che la valuta, per esempio io ho pagato al giorno 15, 19 di settembre, se non che loro data valuta al 15, ma è giusto, è normale. Quando io vado a prelevare lo sportello mi fanno stesso giorno prelevo e stesso giorno è la valuta. Non so come devo andare a vedere, devo andare a verificare perché non mi sembra giusto. Grazie, arrivederci e buona giornata. Se te trovi qualcosa di giusto in Italia, forse vinciamo il lotto. Prego, Codognato, poi andiamo da Spezia. Ah, perfetto, sì, ho detto Federconsumatori, sì. Io sono Adico, ma non sì. So se... Perfetto. Beh, no, allora questa questione è un po'... Io lo vedo anche quando vado a fare i pagamenti. Io vedo che la seconda, non conosco bene i meccanismi bancari magari, però vedo che a volte l'addebito è del giorno stesso, ma molte volte mi trovo anche l'addebito 3-4 giorni dopo. Non conosco i meccanismi poi che portino a questo. Però questo succede. Succede assolutamente. Io a volte infatti ho fatto un pagamento, io ho l'home banking, ma mi arrivano i messaggi al computer e vedo appunto una spesa, dico quando l'ho fatta questa mi rendo conto che l'avevo fatta 4-5 giorni prima, però poi la data del pagamento, della valuta risulta quel giorno. Comunque è sempre meglio verificare, Nadia, andare a controllare, che anche per capire, avere anche una corretta lettura di quando arrivano questi addebiti. Allora Spezia, grazie per questo video, la natura violentata, deturpata, pensate cosa stanno facendo queste guerre nel mondo, cosa stanno distruggendo, beni che non ritorneranno più, però noi abbiamo la speranza che ci dà la natura, che muore ma dopo rifiorisce. Cosa ci vuole dire Spezia? Sì, che è un po' una speranza che abbiamo, però noi uomini purtroppo siamo in grado di ucciderla sta speranza qua. Il modo in cui noi ci stiamo comportando adesso le guerre, diciamo, sono l'esempio limite, sono proprio la situazione estrema che dimostra proprio come noi uomini siamo in grado di distruggere in maniera definitiva, perlomeno in maniera molto pesante, insomma, degli ambienti anche molto vasti.
Un altro esempio possono essere gli incendi che sono successi durante tutte le stagioni passate, pensiamo all'Australia, all'Amazzonia, al Canada e tanti altri posti, insomma anche l'Italia, perché non è che in Italia sia andata proprio benissimo. Ma poi c'è un modo nostro di comportarsi giorno per giorno con i nostri comportamenti proprio di tutti i giorni, che è per esempio continuare a costruire, ad occupare nuovo suolo, distruggere le foreste che esistono anche in Italia, perché noi ci preoccupiamo tanto per l'Amazzonia, ma non è che in Italia le cose vadano molto meglio, insomma. Cioè abbiamo un atteggiamento che è complessivamente, che riguarda noi, riguarda l'America, riguarda la Cina, riguarda i paesi che si stanno sviluppando, riguarda i paesi molto sviluppati, però abbiamo un atteggiamento predatorio rispetto alla natura, per cui ci preoccupiamo esclusivamente di trarre il massimo profitto immediato da qualsiasi pezzettino di terra che abbiamo davanti, e questo comporta un danno progressivo sempre più alto nei confronti della natura, che poi è l'ambiente che permette a noi di vivere. Cioè non è che noi quando distruggiamo un pezzettino di natura distruggiamo qualcosa che esiste su un altro pianeta, distruggiamo un pezzettino della terra sulla quale noi viviamo, è un pezzettino della terra che noi calpestiamo, però non ci rendiamo assolutamente conto che questi nostri comportamenti un pochettino alla volta riducono la possibilità nostra di sopravvivenza sul pianeta. Facciamo un esempio per capirci semplice, no? E se noi continuiamo ad andare avanti, tutti conosciamo questo tema dei cambiamenti climatici, dell'aumento delle temperature, che poi comporta una desertificazione. Se noi andiamo avanti con questi comportamenti qua, in realtà nel giro di pochissimi decenni arriveremo a ridurre in maniera molto consistente tutti quei territori, tutte quelle aree sulla Terra che finora sono state abitabili. Questo comporterà praticamente una riduzione della superficie abitabile sulla Terra, con tutte le conseguenze che questo comporta. La linea, vai Rina, poi continuiamo. Mirella, sei un portento, ti faccio tantissimi complimenti perché è la prima volta che ti sto ascoltando, ma ti conoscevo già. Grazie Rina. Buona giornata. Grazie Rina cara, grazie del saluto, un grande abbraccio. Allora Spezia, però è anche vero che noi abbiamo una guerra in casa che sono i PFAS, che nessuno ne parla o molto poco. Questo inquinamento delle falde sotterranee dell'acqua che sta provocando veramente un disastro. Questi valori nel sangue che si ritrovano queste persone, non solo qui da noi in Italia i PFAS sono nel mondo, però non sappiamo abbastanza o non ci si vuole far sapere. Cosa dice Codognato? Perché non c'è trasparenza? Non c'è trasparenza, c'è la speculazione, ma chi è che ne parla? Chi sono gli speculatori? Eppure hanno un nome e un cognome. Chi sono quelli che inquinano? Eppure si sa, hanno un nome e un cognome, però guai a parlarne, guai a toccarli, prego. Allora io vedo che ciclicamente, anche di recente, vengono fuori appunto discussioni anche sul FAS e in generale insomma sulle questioni ambientali dell'inquinamento. Diciamo che sono cose cicliche, però alla fin fine non vedo che si cerchi di risolvere questo problema. Infatti io mi chiedo, magari sono impreparato e non l'ho visto, ma io vorrei sapere esattamente come stiamo qua in Veneto. Perché io ho letto delle cose sul veneziano molto gravi per quanto riguarda, c'è anche Porto Marghera e tutto, per quanto riguarda proprio l'incidenza delle patologie tumorali, per esempio. Quando leggo che a Venezia è una delle città in cui c'è, nel Veneto, una presenza appunto così massiccia di malattie tumorali, a me fa paura. Vorrei capire cosa sta succedendo in Veneto. Che ci fosse più un esame epidemiologico fatto bene. Capisco che possa far paura alla gente, però diciamocelo, se in Veneto ci si ammala e si muore più che in altre regioni, perché come se è così cerchiamo una soluzione. Marisa da Vedelago, ciao Marisa. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Mirella, io chiedo solo una cosa, dove sono i sindacati?
i sindacati che dovrebbero stare vicino alle persone che hanno bisogno, ai lavoratori, che ci dovrebbero tutelare. Siamo tutti iscritti, iscriviti al sindacato per fare cosa? Solo per fare i redditi, che dopo paghi anche quello. Se per hai bisogno di una carta devi avere l'appuntamento un tanto tempo prima perché non ci sono, ti danno delle risposte così, si sa, proviamo. Cioè dove sono i sindacati? Ci stanno facendo morire di fame. Quest'Italia ormai siamo tutti desolati, tutti tristi per le strade. Cosa vuoi? Come possiamo? Adesso in ottobre aumenta la luce, che d'inverno ne abbiamo più bisogno. Come facciamo, Mirella? Come facciamo ad andare avanti? È veramente anche il sindacato non serve a niente, non ci tutelano in niente, Mirella, in niente. Cioè, siamo solo dei zimbelli, viva i ricchi a sto punto, i poveri devono solo morire e basta, cioè, mettiamoci sotto un ponte tutti quanti e lì. Va bene, questo è il mio sfogo, grazie Mirella, un saluto ai tuoi ospiti e buona giornata. Ciao Marisa, fai bene, ognuno deve fare le riflessioni, colgo l'occasione per salutare la nostra Giulia. Salutare anche Livio, mi raccomando, sono qua, non avete problemi, se avete bisogno chiamare Giulia, mi raccomando. Allora, dove sono i sindacati? Allora, dove sono i sindacati? Diciamo che cercano di fare la loro parte, per quanto insomma anch'io sono abbastanza critico su certe cose e voglio capire ad esempio la manifestazione del 7 ottobre e alla fine cosa avrà portato poi nelle tasche dei cittadini, però devo dire di contro che forse ha qualche problema di comunicazione il sindacato, perché in realtà qualcosa anche fa, sia per il mondo del lavoro che per il mondo dei pensionati, soprattutto per il mondo dei pensionati, devo dire perché effettivamente i pensionati, diciamocelo chiaramente, sono un po' il bancomat dei vari governi e sicuramente il prossimo anno ci sarà l'ennesimo taglio della rivalutazione per quelle che vengono definite le pensioni più alte, ma stiamo parlando anche di pensioni di 1.500 euro, di persone che hanno fatto gli insegnanti, gli operai, quindi non dei nababbi. E in questo caso il sindacato insomma fa sempre sentire la propria voce, ripeto, in certi settori. In certi altri effettivamente anche secondo me manca, e soprattutto c'è una percezione, come ci ha dimostrato la persona che ha chiamato adesso, Marisa. c'è la percezione, Marisa, ecco, mi scusi, c'è la percezione appunto che non facciano nulla e quindi forse manca anche un po' di comunicazione. Diciamo che però ecco, non è solo il sindacato, dobbiamo parlare appunto della politica, dobbiamo parlare di tutti i gruppi di pressione. Alla fine quelli che fanno di più di tutti sono i volontari, ne parlavamo prima e forse sono la parte più importante in questo momento per la nostra società, perché giustamente tu lo sai meglio di me ovviamente quanto importante sia invece queste figure che veramente aiutano in modo disinteressato, senza prendere un soldo, chi sta peggio. Le persone più forse li fragili. abbiamo un po' viziati però con questo mondo del volontariato, che tanto chiamo il volontariato, mi mette la pezza e io sono a posto. Esatto. Forse non è che sia così, che vada molto bene per il nostro mondo del volontariato, ma Spezia, quello che io volevo anche capire però è che qualcuno deve anche ascoltare la protesta, ma se io non vengo ascoltato non vado da nessuna parte, perché è nella stanza dei bottoni che si gioca il tutto. Ecco, non mi sembra che questa stanza dei bottoni li abbiamo provati tutti, i bottoni rossi, rosa, gialli, arancione, verdi. Non è che non abbiamo provato il cambiamento che gli italiani sempre sperano, specialmente le fasce più deboli, ma nessuno ascolta, o poco. Noi ci ritroviamo ancora nel 2023 che abbiamo ancora gli stipendi più bassi d'Europa, le pensioni più basse, gli artigiani sono spariti, l'operaio è visto come l'ultimo da classe ed è la spina dorsale del paese. Allora a questo punto, Spezia, cosa dobbiamo fare? Prego. Ma è un problemino un po' complicato questo qua, non è che c'è una soluzione magica che si applica a quella e si risolve tutto. Però io sono dell'idea che intanto non bisogna mai abbandonare il campo e non bisogna mai abbandonare la speranza. Noi, per esempio, nel nostro piccolo, noi ci occupiamo di ambiente, in una situazione che sembrava disperata, in cui nessuno ci avrebbe scommesso una lira, siamo riusciti a portare a casa dei buonissimi risultati. Stiamo lavorando adesso ad un progetto molto bello, insomma apprezzato da tutti quanti,
E ripeto, siamo partiti da una situazione in cui ci davano tutti quanti ci accusavano di essere dei matti, insomma, della gente che inseguiva le farfalle, insomma. Per cui secondo me non bisogna mai rinunciare a battersi, non bisogna mai perdere la speranza. Di fronte a qualsiasi situazione bisogna sempre avere un atteggiamento positivo, cioè domandarsi: ma cos'è che io, no il sindacato, il governo, cos'è che io posso fare di fronte a quella situazione lì? E naturalmente il secondo passo è quello di cercare alleati, cioè di trovare delle altre persone o degli altri gruppi che siano in grado di sostenerci, di darci una mano, eccetera, eccetera. Però io sono abbastanza dell'idea, insomma, che noi italiani siamo un popolo di lamentoni, cioè siamo sempre pronti, basta andare dentro in qualsiasi bar ed è tutta una lamentela continua contro tutti. Poi dopo, quando invece fai una proposta concreta sul cosa fare, immediatamente spariscono tutti quanti. Bisognerebbe che fossimo un po' più concreti e anche un po' più cattivi, cioè quando si pretendono le cose bisogna pretenderle fino in fondo, cioè non bisogna dopo essere disposti a mollarci dopo 5 minuti, bisogna battere i pugni sul tavolo e non mollarla mai dopo quella cosa lì. E bisogna un po' che impariamo ad essere delle persone un po' più serie, secondo me, proprio a livello di popolo. Andiamo a vedere allora questo servizio spesa anti-inflazione. Da ieri nei supermercati aperti anche di domenica e oggi in tutti i punti vendita che aderiscono all'iniziativa del governo trimestre anti-inflazione, tra gli scaffali appaiono questi cartellini ad indicare i prodotti i cui prezzi sono ribassati o bloccati per 3 mesi appunto, nonostante i rincari. Una misura voluta dall'esecutivo per aiutare le famiglie in un momento in cui il carrello della spesa è sempre più caro. Questo è l'elenco di market e farmacie aderenti, consultabile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Domenica, primo giorno effettivo, è stata una giornata impegnativa, molti clienti non avevano le giuste informazioni e si aspettavano lo sconto del 10% sull'intera spesa. Abbiamo passato il tempo a spiegare loro come funziona, ci racconta la dipendente di un supermercato. Ma i trevigiani che sono andati a fare la spesa in queste ore hanno visto da vicino l'iniziativa attraverso i cartellini inseriti tra le corsie e c'è chi scopre lo sconto guardando lo scontrino all'uscita dal centro commerciale. Ha avuto un risparmio? Penso di sì, sì. Lo sapeva di questa iniziativa del 3 mesi? Sì, l'avevo sentito. C'erano un po' di sconti oggi. E ho visto i prezzi ribassati, sì. Ben venga, visto quanto costa fare la spesa oggi. Visto il periodo, ben venga sempre. Ho visto che erano parecchi, infatti ne ho approfittato. Si deve rinunciare a qualcosa ultimamente per riuscire a quadrare i bilanci? Senz'altro sì, non si può mantenere il ritmo precedente, bisogna cambiare passo. Visto sconti? Sì, all'emisfero del supermercato. Conviene, è una cosa buona? Sì, conviene. Perché costa sempre di più fare la spesa? Sì, dipende poi ovviamente i posti. Sarebbe utile, così vanno incontro anche le famiglie più bisognose. Direi. Anche perché costa sempre di più fare la spesa? Sì, decisamente di più. Allora, Codognato, come commentiamo soprattutto il problema delle famiglie che non vanno neppure nelle trattorie? Ho detto, sono stata sul Cansiglio poco tempo fa e mai avrei visto tante famiglie che aprivano la macchina e prendevano il bauletto col mangiare. Una volta si fermavano nelle trattorie e facevano quel suo picnic, adesso è sparito tutto perché non ci arrivano, non ce la fanno, neanche con 2 stipendi, arrivano alla prima settimana, alla seconda forse, e poi con le bollette, l'affitto, il mutuo non ce la fanno. Prego, Codognato. Sì, allora è vero che una cosa che fa parte invece della cultura italiana, delle famiglie, anche di farsi il pranzo fuori, le cene fuori, stanno diminuendo molto le persone che fanno questa scelta, anche se devo dire che resta sempre forse una delle poche consolazioni che si hanno, quelle di farsi il pranzo fuori, il ristorante, però come dici te è vero, adesso comincia a esserci anche molto la vecchia gita fuori porta con lo zainetto, per riscoprire la natura certamente, ma anche e soprattutto per risparmiare. Hai tirato fuori un altro discorso molto importante, che secondo me qua siamo nella tempesta perfetta. È vero che bisogna rimboccarsi le maniche e reagire, questo assolutamente sono d'accordo, come dice Specchia. Il problema qual è però? Se si sommano tutte le cose, tu hai detto una cosa a margine che è fondamentale, i mutui.
Io conosco ragazzi che avevano un mutuo da 500 euro un anno e mezzo fa, adesso ne pagano 1000, ma ci rendiamo conto? Secondo me sono i primi che dovrebbero scendere in piazza a protestare, perché nel momento in cui ho programmato di far uscire 500 euro dopo un anno e mezzo per il rialzo dei tassi, mi trovo a pagare 1000, io non credo che riesco a far figli, riesco ad arrivare a fine mese. Aggiungiamo le bollette, aggiungiamo la benzina, è chiaro che è la tempesta perfetta, non è solo un elemento, quindi è vero, reagiamo, cerchiamo di non piangerci troppo addosso e di non fare i tifosi da bar che va tutto male, eccetera, però effettivamente siamo in un periodo difficile e ci mancava anche questo nuovo conflitto, veramente sembra fatto apposta, perché noi abbiamo avuto il Covid, un'inflazione paurosa legata anche e soprattutto alla guerra in Ucraina, adesso abbiamo un'altra guerra. Per quello che io, insomma, ma vedendo anche la gente che viene da noi, non dico che sono sfiduciato, però un po' intimorito lo sono, nel senso che vediamo persone che veramente dicono io non ce la faccio. Però io vorrei chiedere anche a Spezia, dove dice si raccomanda non perdere la speranza, bisogna reagire. Ma Spezia, se io sono un diversamente giovane, con una pensione di 500 euro e ho anche qualche acciacco anche importante, sono solo a casa, mi spiega dove troviamo la speranza? Dove i servizi sociali in quasi tutti i casi non funzionano perché non hanno personale, perché hanno pochi soldi, tanto è vero che l'ho detto anche alla dottoressa Mirella Zambello stamattina, Presidente Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, dove questi servizi sociali chiudono il venerdì alle 13, dove io penso che dovremmo averli a 360 gradi dal lunedì alla domenica, dove non ho figli, non ho nessuno, chi è che mi aiuta a Spezia? Io capisco che lei vede quelli del bar, ma io che vedo quelli che non vede nessuno, che sono gli invisibili a casa e che mi dicono non riesco neanche più a parlare, come la telefonata che ho ricevuto, non aveva voce perché non parla più con nessuno, questa anziana. Capisce che faccio fatica a dire a queste persone reagisci? E io non posso aiutarle se loro non mi chiamano, perché c'è la privacy, la burocrazia che non mi fa arrivare a queste persone che non conosco. Allora siamo in 7.000 associazioni di volontariato e ci ritroviamo con un pugno di mosche perché l'anziano muore a casa e noi non possiamo aiutarlo. Ma Spezia, qui qualcuno si deve muovere e non siamo noi, perché noi non abbiamo il coltello dalla parte del manico, Spezia. Ci hanno tolto anche la preferenza. Non sappiamo neppure cosa votiamo perché neanche quella ci hanno lasciato, anche quella ci hanno tolto le grandi soloni delle segreterie politiche, perciò tutti quanti dobbiamo fare squadra come? Col mondo del volontariato, ma basta a questo punto. Allora Spezia, cosa mi dice? Allora io prima di collegarmi con voi sono stato io abito a Verona. Sono stato alla Ronda della Carità, che è un'associazione di volontariato che procura il cibo per centinaia di persone tutti i giorni e sono queste persone di cui stiamo parlando adesso che hanno dei grossissimi problemi e naturalmente anche qua a Verona ci sono tante persone straniere, ma ci sono anche delle persone, ci sono anche degli italiani che utilizzano, diciamo, questi servizi. Questo problema, cioè il problema della povertà che si sta sempre più allargando e che sta diventando sempre più un problema non degli stranieri ma delle famiglie italiane e che giustamente sta attaccando, come diceva prima la persona che c'è in studio. Sì, dico, questo problema che è generale dell'impoverimento è un problema che sono d'accordo anch'io che dovrebbe essere affrontato con molta più serietà di come è stato affrontato finora, perché rischia veramente di tagliare fuori una fetta importante del nostro popolo proprio dai servizi fondamentali e anche da una vita, direi, da una vita decente, insomma, che dovrebbe essere un diritto garantito dalla Costituzione e soprattutto garantito dal buon senso. Grazie a Mario Spezia, Presidente Associazione Il Carpino di Verona, grazie a Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico, Associazione Difesa Consumatori, grazie, la posta di Mirella.